E anche questa mattina iniziamo la settimana con i solisti veneti, penso vi faccia piacere, mi telefonate, mi dite che avete piacere sentire questa musica. Bello è quando ho iniziato con queste musiche bellissime, qualcuno mi ha detto ma dove vado mattina con questa musica qua? E invece capite che bisogna sempre osare, alzare l'asticella, perché a casa abbiamo anche persone che se ne intendono, che capiscono la bellezza della musica e amano ascoltare questa musica. Perciò sapete che Mirella fa quello che sento, quello che penso vi faccia piacere, so che questa cosa vi fa piacere, perciò io aprirò anche questa settimana, che è la settimana di Natale, con queste bellissime musiche dei solisti veneti. Ringrazio questa mattina due graditi ospiti, abbiamo in presenza Silvana Fanelli, segretaria confederale CGIL Veneto. Parleremo di lavoro, di giovani, di sicurezza, di appalti, assieme a Alessandro Schileo, che è un imprenditore, giusto Schileo? Un imprenditore che ha le idee chiare, che dice qui qualcosa non funziona, sono con le spalle al muro, il piccolo deve fare le cose che magari come artigiano dovrebbero fare qualcun altro, dividere le categorie, come lo dico io sul mondo del volontariato, hanno fatto un grande minestrone, siamo tutti dentro. Io delle volte dico, ma perché devo fare ste robe? Ma cosa c'entra con il volontariato che faccio? E così sentirete anche Alessandro Schileo. Abbiamo anche Valerio Favaro, sindaco di Possagno, vediamo se è in linea. Non lo vedo ancora, poi si collegherà. Allora, partiremo proprio da Silvana Fanelli, questi scioperi importanti, qualcuno li ha anche criticati, ho avuto le telefonate, un signore che ha detto basta con questi scioperi, non ne posso più. Ecco, com'è andata, cosa ci racconta e l'importanza invece di capire che lo sciopero, specialmente per quello che riguarda il lavoro, l'operaio, la famiglia in generale, questi ci rimettono la giornata di lavoro, non è che sia così semplice il discorso per qualcuno, magari non lo sa. Prego. Allora, lo sciopero per noi è andato bene, c'è stata una buona adesione, una buona partecipazione nelle piazze in Veneto, sono nelle diverse piazze, noi abbiamo fatto manifestazioni in sei province, perché Belluno e Treviso si sono messe insieme, erano presenti quasi 15.000 persone, quindi insomma un numero per noi importante. Abbiamo manifestato e scioperato contro una legge di bilancio che va in una direzione che non è quella che serve ai bisogni reali delle persone. Insomma, l'abbiamo detto tante volte, gli interventi fiscali non sono quelli che servono, perché il ristoro per le persone, insomma, nelle fasce maggiori di reddito sono poco più di un caffè al giorno, perché si sta attenti ai dati di bilancio, ai conti dello Stato, ma solo con un obiettivo, quello poi di poter investire in armi. Noi invece abbiamo bisogno di investire in sanità, in istruzione, in servizi pubblici, che sono la riduzione dei servizi è un'ulteriore tassa per le persone, quindi anche se poi gli diamo 2 euro ma gli togliamo l'accesso all'ospedale, gli togliamo la possibilità di studiare, gli stiamo in realtà facendo pagare una tassa superiore. Sappiamo che sempre più persone devono scegliere tra bisogni fondamentali. Lo sciopero è uno strumento per dimostrare il proprio dissenso, è tutelato dalla nostra Costituzione, è una libertà individuale, è una forma di protesta. È evidente che può creare dei disagi, ma è un modo per chi lavora di far sentire la propria voce. Io penso che siccome le persone lo fanno rinunciando, come dicevi tu Mirella, a una parte del loro stipendio, una giornata di lavoro, e in una fase come questa non è così semplice, credo che vadano rispettati in ogni caso. Lo si può non condividere, ma il rispetto per una persona che decide di manifestare il proprio dissenso a sue spese credo che richieda il rispetto sempre da parte di chiunque. Molto chiara Silvana Fanelli come sempre, questa segretaria che è sul pezzo, che sa di cosa si parla. Mentre con Alessandro Schileo, imprenditore, parleremo proprio di appalti, di questi lavori, del personale che non si trova, questo lavoro anche molte volte anche nei cantieri in nero. Com'è la situazione, Schileo? Ma la situazione per quanto riguarda i cantieri pubblici, come parlavamo poc'anzi,
è abbastanza chiara. Ciò che ci mette in difficoltà sono questo eccesso di norme che esistono sui cantieri, cioè non viene differenziato chi lavora all'interno di un lavoro pubblico, cioè viene trattato nel mondo dell'edilizia sia chi va a tirare su una impalcatura o chi va a lavorare nel tetto alla stregua di uno che fa, come nel mio caso, una posa di un pavimento in resina, in cui è solo nel cantiere in quel momento perché non può esserci nessun altro, e questo ci fa impazzire un pochettino con tutte le normative che sono state messe, normative che io sono d'accordo che siano, però devono anche un attimino differenziare le varie entità che sono all'interno del cantiere a seconda del rischio che hanno quando vanno dentro in cantiere. Non si può far impazzire l'imprenditore, cioè io prima di iniziare un cantiere pubblico io devo spendere minimo 5.000 euro per essere a norma, per poter entrare in cantiere, su cose che non dico che siano assurde, ma per quanto mi riguardano sono superflue. In base al lavoro che io faccio... Sì, in base chiaramente a quella tipologia di lavoro che andiamo a fare noi. Sentiamo come commenta Silvana Fanelli quello che ha detto Alessandro Schileo. Allora io posso capire il punto di vista dell'imprenditore, però io guardo a quelli che è la situazione più generale, uno sguardo più ampio e alla situazione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nella nostra regione, che è drammatica perché gli ultimi dati che sono usciti dell'INAIL, che sono quelli gennaio-ottobre 2025, ci danno una crescita degli infortuni mortali in Veneto rispetto al 2024 del 60%, così come abbiamo più 2.000 infortuni denunciati rispetto al 2024. Ora, io sono d'accordo che non serve solo fare delle norme e non serve solo mettere dei divieti, però serve una presa di responsabilità e di lavoro coordinato fra tutte le forze che sono in campo, perché se malgrado abbiamo questa normativa che è una delle migliori in Europa se non nel mondo e abbiamo una situazione di questo tipo, c'è qualcosa che non funziona. Non funziona probabilmente bene l'organizzazione del lavoro, non funziona bene il rispetto dei tempi di lavoro, non funziona bene la catena delle responsabilità per cui ognuno deve essere responsabile del suo pezzo anche negli appalti e subappalti che sappiamo sono stati molto deregolamentati e questo non sta portando a vantaggi ma sta portando delle situazioni di sempre maggiore criticità. Allora chi ha la responsabilità di un cantiere, penso all'azienda che prende il cantiere che poi deve far fare le diverse lavorazioni, deve avere la responsabilità di gestire al meglio e di mettere in sicurezza le persone. Ecco, noi pensiamo che tutto ciò che viene lei diceva speso per il rispetto delle norme per la sicurezza, in realtà non sono spese ma sono investimenti perché andiamo a tutelare la salute e la sicurezza delle persone. È un investimento che facciamo per non avere costi sociali, umani per le persone, perché quando poi uno si ammala sul lavoro, gli succede un infortunio, ha delle gravi menomazioni e i dati sono anche qui drammatici, fino alla perdita della vita, il costo sociale e economico che tutta la società, a partire dalle persone che subiscono e dalla famiglia, credo siano molto più alti. Allora noi dobbiamo cominciare a pensarla diversamente, mettere al centro la persona, la tutela della persona e del lavoro. È vero, Silvana Fanelli, però anche qua condivido in parte, nel senso che do ragione anche a Alessandro Schileo, nel senso, sì, va tutto bene, io cerco di mettere in atto questo, ma intanto pago prima di iniziare il lavoro, nonostante abbia già pagato abbastanza,
faccio una cosa che tutto sommato non mi riguarda a livello, diciamo, di un'altra ditta che lavora in un'altra maniera, e sto pensando magari al sesto, settimo piano, io sono per terra, Invece il problema italiano è che fanno sempre i grandi minestroni e si parlava anche prima come nel mondo del volontariato. Se invece iniziassimo a capire chi fa cosa e come lavora e di cosa abbiamo bisogno per capire che è in sicurezza, forse faremo molto meglio, ma siccome noi dobbiamo tenere in piedi una montagna di burocrati, che delle volte ci domandiamo ma chi ha scritto sta roba, perché veramente andiamo fuori di testa con la burocrazia. Giustamente Schileo dice: io sono un imprenditore, faccio questo tipo di lavoro, cerco di farlo al meglio, cerco anche di essere in regola, ma non a proprio colpirmi con queste norme che veramente non mi appartengono nel mio lavoro. Ecco, è questo, più chiarezza, più trasparenza. Chi sono le ditte che lavorano? Ma come? Noi andiamo alla Camera di Commercio e in 3 minuti hai la carta, puoi lavorare tranquillamente senza problemi. Cioè non riesco a capire dove si vuole andare a parare. Sentiamo Rinaldo da Venezia. Vai Rinaldo. Ciao Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Vi volevo parlare della politica, ma abbiamo ancora da capire che i nostri politici ne sono in giro, ma non si accorge cosa che lei ai supermercati, per le strade, e la gente che compra le scolarse, e lasciate anche mangia gli astici blé da 120 euro al chilo, vabbè, ma è niente che fa mangiare per dirti. I c'ha troppi soldi, si cresce tutto e la povera gente che da 1.000 euro. Da lavorare una vita con 49 anni dei marchetti va in pensione con 1.000 euro. È una vergogna. E ora parla, Salvini più le case non compra, da milioni. E la nostra Presidente è lo stesso. Ma non deve che sia tutti i giorni. Si cresce i stipendi, va tutto. E dopo un imprenditore come il signore, che le dà lavoro alla gente, perché questo che dà da lavorare alla gente, va bene. E cosa ne mi cerca? Se che lavora, se gli deve dargli un'occhiata in cantiere, cosa che gli devo fare? Se gli assicura che quello che fa è anche più di quello, perché anche per l'imprenditore, che non vi sia disgrazie, che non vi sia robe da pagare e via andante. Ma in altri Italia siamo, ne conta le fiabe, non ti vedi che tutti che ride, tutti che con la bocca piena che ho fatto qua, ho fatto là, ma aveva fatto cosa? Fra 10 anni e la sanità non esiste più, perché se non ti la sei non ti te curi, mi so io passarlo lì, va bene, poi stai ti va avanti, senza stai, povera gente che non ha niente, ma non sempre vergognoso, è un anziano, va bene, sugli altri paesi anziani, il patino e il capello col pompon per chi sta a caldi. Grazie, grazie caro Rinaldo, fammi andare avanti, vediamo poi se c'è anche l'altro ospite. Hai detto che si mangiano questa prelibatezza, ma si mangia anche a bistecca che spende 80 euro con la carne che si scadua da 4 anni, però il servizio è molto chiaro, mangia anche a quello comunque, non ti preoccupare. Allora, quello che volevo capire invece dall'imprenditore è cosa chiederebbe, ad esempio, se in questo momento quello che le dà più fastidio, quello che invece avrebbe piacere di sentire per veramente cercare di aprire un 2026 con meno burocrazia ma con più sicurezza. Ecco, secondo lei cosa c'è che non va, Schileo? Quello che non va, almeno quello che vedo io, non è tanto la mancanza della formazione, perché quella ne abbiamo anche finché troppa, perché di corsi siamo obbligati a farne più. È più che altro poi che dopo l'operaio che è in cantiere, diciamo, rispetti quello che ha imparato, non sempre per praticità sua, ma io a volte posso anche capire che per sua praticità, ma il caschetto non sempre se lo mette o il giubbettino non sempre ce l'ha addosso, perché? Perché gli impedisce di fare il lavoro al meglio in quel momento. Purtroppo è questa anche la situazione, perché parliamoci chiaro, le norme, se vogliamo, teoricamente sono perfette. Anzi, abbiamo una sovrabbondanza di norme in Italia. Tanto per dire, mi arriva dall'altro giorno dal commercialista che sul cantiere pubblico non basterà più il badge
con la fotografia come abbiamo adesso, ma dovremmo avere addirittura il badge elettronico e ancora non si sa com'è si dovrà fare questo badge elettronico del 2026. Cioè ci sono una sovrabbondanza di normative, sembra quasi che vi sia la paura che succede qualcosa, perciò viene creata una nuova norma. Cioè vi è proprio una sovrastruttura di norme che a volte sono astruse, sono difficilmente anche comprensibili. Maurizio da Conselve, vai Maurizio. Ciao Mirella. Ciao. E buongiorno ai tuoi ospiti. Allora io voglio parlare con la signora sindacalista. Allora, innanzitutto io veramente sono contro gli scioperi, questo ve lo dico. Perché veramente è una cosa indegna. Lo sciopero non è altro che ultimamente quello che fate voi, chissà perché lo fate sempre di venerdì, ecco, è per rompere le scatole ai poveri operai che si spostano dalla mattina alla sera per fare che devono andare a lavorare. Cioè, ma non capite queste cose qua? Cioè, a cosa servono gli scioperi? Tanto i vostri scioperi sono per dare contro al governo Meloni, quindi sono scioperi politici i vostri, non sono per cose utili, sono politici. Ecco, questa è la vergogna schifosa. State mettendo in difficoltà una nazione che deve andare a lavorare. Smettetela per cortesia, perché avete rotto le scatole. Buona giornata. Allora andiamo a vedere, prima di rispondere a Maurizio con Silvana Fanelli, andiamo a vedere questa manifestazione della CGIL e poi la commentiamo. In 4.000 hanno sfilato per le strade del centro padovano per lo sciopero generale proclamato dalla CGIL. Come nelle altre province venete, anche nella città del Santo i lavoratori hanno manifestato per chiedere al governo di rivedere la finanziaria. Quello che chiediamo al governo è di andare a prendere le risorse dove sono, perché attraverso il fisco, intanto restituendo i 26 miliardi in più trattenuti a lavoratori e pensionati a causa dell'alta inflazione come maggiori tasse, ma poi prendendoli dall'evasione fiscale, prendendoli da chi ha fatto indebitamente profitti e extraprofitti, tassando chi in questo paese sta bene, ha ricchezze superiori ai 2 milioni, un contributo dell'1% non è una tassazione così grave, soprattutto lo ricordo perché il governo condona chi evade invece di far pagare le tasse, e quindi credo che questo sia un aspetto molto meno etico che non dire chiediamo un contributo di solidarietà a chi sta meglio, tutte queste risorse esattamente per fare il contrario di quello che oggi abbiamo, e quindi dare un lavoro stabile, riconoscere sanità, aumentare i salari. Dal palco di Piazza Garibaldi si sono alternati i rappresentanti delle categorie del sindacato guidato da Maurizio Landini e hanno rivendicato la necessità di un confronto con l'esecutivo, rispondendo anche a chi li accusa di proclamare mobilitazioni al venerdì per allungare il weekend. Ma io lo trovo vergognoso, uno perché uno perde il giorno di retribuzione e quindi deciderà quando farlo, in secondo luogo perché domani lavorano 8 milioni di persone, un elenco sterminato chiaramente, dagli ospedali ai supermercati, alla logistica, al trasporto, alla ristorazione, ai rider, insomma un'infinità di gente domani lavora, per cui la si finisca con questa pagliacciata che serve solamente a distrarre. La preoccupazione per gli esponenti CGIL è la bassa produttività italiana. Se non fa innovazione, se non investi in lavoro di qualità non regge più, la cassa integrazione aumenta, le principali aziende della chimica, del tessile, dell'acciaio, Ilva, Insegna chiudono e sono in ginocchio, ripeto, tanta cassa integrazione, ci venga a dire dove questo paese cresce e va bene. Sta andando molto bene, abbiamo adesioni importanti in diverse aziende, scuole, quindi anche nell'ambito dei servizi pubblici, e quindi i lavoratori e le lavoratrici stanno rispondendo positivamente in questa giornata di sciopero. Gli aderenti alla CGIL Vicentina sono scesi in strada lungo le vie principali della zona industriale per aderire allo sciopero generale nazionale indetto contro la legge di bilancio ritenuta ingiusta. In circa 700 persone hanno sfilato pacificamente tra i capannoni, anche in solidarietà alle società manifatturiere attualmente in crisi. Abbiamo diverse aziende che stanno
stanno in questo momento chiedendo di utilizzare ammortizzatori sociali e su questo vogliamo capire esattamente com'è la situazione, se è una misura preventiva o se effettivamente avremo davanti uno scenario di crisi industriale. Il manifatturiero è il settore che traina l'economia anche vicentina, veneta e nazionale, e quindi riteniamo, ed è per questo che abbiamo scelto di fare la manifestazione in zona industriale, che oggi questo sia il tema di cui la politica deve occuparsi. Saluto anche il sindaco di Possagno, Valerio Favaro. Buongiorno sindaco, grazie di essere qui. Si parla di cantieri, tanto che lei si collegava, abbiamo la rappresentante della CGIL, Silvana Fanelli, che si occupa proprio di lavoro assieme a un imprenditore, Alessandro Schileo, quale dice, ecco, siamo troppo presi di mira, non ce la facciamo, dovete capire e soprattutto noi dobbiamo capire cosa dobbiamo fare per essere in regola, perché non ne abbiamo mai abbastanza, norme su norme su norme. Io invece sono convinta di una cosa, sindaco, che tutto questo serva per dividi et impera, perché se io metto a posto non funziona più, non ci sarebbero gli scioperi, non ci sarebbe quel malessere. Abbiamo sentito prima Maurizio, un operaio, anche un operaio fa le pulizie, lo dice lui, che ce l'ha con i scioperi. Capite che è facile prendersela con i fragili invece di prendere con quella politica che non ha messo le basi sicure e certe per capire chi siamo e cosa facciamo. E questo lo dico perché sarebbe semplicissimo. Prima di aprire l'attività io voglio capire chi sei, non andare alla Camera di Commercio in 10 minuti ti apri la partita IVA, non so neanche come lavori, con cosa lavori, chi sono gli operai, abbiamo visto anche nei cantieri molto grandi, ecco questo lavoro, non si sapeva neanche i nomi e i cognomi delle persone. Voi siete responsabili della salute dei cittadini, sindaco, anche questo vi coinvolge, come vedi la situazione? Prego sindaco. Allora, il tema è molto vasto, nel senso che il tema soprattutto, l'ultimo toccato relativo magari alla solidità delle aziende è qualcosa che andrebbe ragionato meglio anche in quelli che sono gli appalti pubblici, nel senso che spesso vedo le aziende che sono, non dico scatole vuote, ma quasi, che poi subappaltano e nella realtà hanno poco dentro. Invece magari le nostre aziende del territorio hanno una solidità, e quindi solidità significa avere maestranze, vuol dire avere dipendenti, vuol dire saper mantenere viva un'azienda che ha tutto un background al suo interno e non va a ricercarlo ogni volta all'esterno. Questo dovremmo poterlo fare più spesso, nel senso che dovremmo poter scegliere le nostre aziende al posto che magari doverci affidare, che è un bene da un lato ma un male dall'altro, a bandi magari dove possono partecipare aziende da dovunque e poi ci ritroviamo con nulla in mano, o magari con un'azienda che inizia il lavoro, prende il 20% di acconto e poi sparisce o chiude. Quindi questi sono temi fondamentali per una gestione ottimale di quello che è il lavoro, di quello che è il fare azienda, che è la cosa fondamentale, perché sono dell'avviso che il lavoro lo danno le aziende, lo danno gli imprenditori sani, e bisognerebbe mettere in condizione loro di poter dare lavoro e magari poter dare dei salari anche più dignitosi ai nostri lavoratori, nel senso che con una pressione fiscale del 60% è magari difficile dare salari dignitosi o comunque far crescere quei salari di pari modo con quello che è il costo della vita, perché sappiamo benissimo e vediamo che oggi uno stipendio medio di 1.300-1.400 euro non è diciamo in linea con quello che è stato il costo della vita, l'aumento del costo della vita, perché oggi con 1.300 euro si fa veramente fatica a vivere. Abbiamo Livio da Padova, vai Livio. Mirella, ciao, saluti a tutti. Dunque, avrebbe fatto più bella figura la Meloni, io l'ho sentita ieri su Rete 4, a non criticare lo sciopero. Lei ha criticato lo sciopero, ha detto che vedete anche voi a cosa serve questo sciopero, a cosa servirà. Avrebbe fatto più bella figura e invece si è qualificata con questo, perché senza entrare nel merito, a parte che lo sciopero è sacrosanto, specialmente in questo paese in cui ci sono 6 milioni di poveri, avrebbe fatto meglio a starsene zitta, perché
non è dignitoso dire queste cose. Ecco, io non voglio entrare nel merito perché Mirella sa già come la penso io. Io faccio parte di una schiera di milioni di persone che criticano questo governo, che hanno sempre criticato. Ecco, vedete voi una Presidente del Consiglio che fa queste affermazioni si qualifica da sola il suo governo. Grazie. Grazie caro Livio, abbiamo sentito la riflessione di Livio, poi risponderà Silvana Fanelli anche al sindaco Valerio Favero. Io volevo invece capire con Alessandro Schileo, lui ha detto una cosa molto importante, prima sentivo intanto che parlava con Silvana Fanelli. Beh, se parliamo di formazione ne facciamo già abbastanza e tanta. Il problema non è in quanto la formazione, se dopo Silvana mi risponderà, sono gli stage che non riesco a capire. Cioè questi stage pagati, ecco, con lasciamo perdere, a cosa servono? Ma perché non fai la formazione in azienda dove veramente la tocchi con mano la realtà, seguito da professionisti che ci sono, perché giustamente Schileo avrà degli operai che sanno lavorare, magari insegnare anche una... Perché io sono dell'idea, sapete che Mirella come dice, no, pensare male si fa peccato, ma qualche volta ci si azzecca. Non è che siano diventati un business di stage? Schileo e poi Silvana. Allora, io non mi voglio addentrare in questa cioè, non è che non voglio rispondere alla tua domanda del business degli stage. Anche sì, Anche sì, un po' sì, penso sia diventato anche un po' un business tutte queste società che ci stanno andando sopra per fare questi stage che alla fine sì, sono interessanti, però di quello che ti stanno raccontando, la metà o di più già lo sai, sono già cose che tu sei in grado di, non hai bisogno, devi avere, o fai un salto di qualità e vai a fare qualcosa diciamo di veramente utile, o altrimenti lo stage, il corso sicurezza, roba così, cioè sono abbastanza limitanti, su più che altro per spendere dei soldi, per farti spendere dei soldi a te come imprenditore, perché sono cose banali quelle che vengono dette a volte in questi stage, la metà almeno delle cose che vengono dette in questi stage. Sono d'accordo con te. Sono cose proprio sono perfettamente d'accordo. Sono non cose, sempre esatto. Sono cose che si sanno, cioè ti chiedi ma perché sono qua? Cosa devo ascoltare? No, cosa mi sta dicendo? No, perché qualcuno... Allora Silvana Fanelli, poi andiamo in pubblicità assolutamente, però voglio che Silvana risponda. Allora, lo stage dovrebbe servire, ricordo che non è un contratto di lavoro, ma è una forma di formazione e lavoro, dovrebbe servire, fatto un percorso di studi, durante un percorso di studi, per andare ad acquisire una formazione pratica sul campo. Non vengono pagati, c'è un rimborso spese. Il problema è quando usiamo lo stage al posto del contratto di lavoro, lo stage e il tirocinio al posto del contratto di lavoro. E se davvero a queste persone che fanno gli stage e tirocini affianchiamo qualcuno che gli insegni come stare nel luogo di lavoro. Perché a scuola si fa la teoria, all'università si fa la teoria, la pratica si dovrebbe fare attraverso questi strumenti, ma non abbandonando, approfittarne per cui pago 500-600 euro, che ripeto è un rimborso spese, e lo lascio lì, li faccio fare come se avesse un contratto di lavoro normale. Sulla formazione, si parte da concetti base, perché la formazione, soprattutto sulla salute e sicurezza, parte dalla base e arriva alla formazione più complicata sulle varie macchine, sui vari strumenti. Sono nozioni base, sono nozioni, come dire, a volte anche di buon senso, forse sì, però evidentemente servono, anche perché non c'è una cultura che insegna
dalle scuole, no? questa formazione sulla sicurezza, perché insomma lo vediamo in tanti ambiti della vita. Pensiamo anche a quello che è successo e succede con i giovani alla guida. È una cultura della sicurezza e dell'attenzione verso se stessi. Non c'è, a un certo punto bisogna cominciarla a fare, perché giustamente non tutti i lavori sono ugualmente pericolosi, ma io posso trovarmi, grazie alla catena di appalti, subappalti e quant'altro, anche delle interferenze con altri lavori, e devo capire quando fermarmi, quando sto andando oltre, quando quel lavoro, come dire, va fatto in un altro modo. La formazione non deve essere burocrazia, purtroppo, un po' per come siamo abituati nel nostro paese. La formazione è diventata quasi un business e una burocrazia. Abbiamo, perché ce lo dicono anche gli ispettori del lavoro, dei produttori di certificati di formazione fatta. È stata fatta davvero? Insomma, andiamo a chiedere agli enti preposti ai controlli se sempre questa formazione è stata fatta. Il problema è che non li abbiamo gli enti proposti, perché abbiamo pochi numeri. Certo, allora quello è un altro facciamo? problema. È un altro problema. Qui in Italia, è un sistema pubblico quello. Qui in Italia ognuno si alza e fa quello che vuole, Silvana Fanelli. Questo è il problema, dall'imprenditore, commerciante, all'artigiano. Se invece investiamo nelle armi. Appunto, invece di investire su quello che serve. Pubblicità. Siamo con Silvana Fanelli, segretaria confederale CGIL Veneto, stiamo parlando di lavoro assieme al sindaco di Possagno Valerio Favero e Alessandro Schileo, imprenditore. Allora sindaco, dopo aver ascoltato quello che abbiamo detto, anche le telefonate, ecco, secondo lei, se lei avesse un politico che si occupa di questo, devo ancora capire cosa che fa i politici veramente, si è all'altezza di questa situazione, si stai messi là dal cerchio magico, perché la competenza e la preparazione dovrebbe regnare sovrana, sempre su temi poi così delicati, e che veramente, se non fai bene il tuo lavoro, poi vediamo i risultati, i numeri di morti che abbiamo, quei controlli che sfortunatamente non riusciamo ad avere, non abbiamo i numeri e non si investe. Cosa chiederebbe alla politica? Lei che è uno dei sindaci, perché i sindaci sono responsabili della salute dei propri cittadini. Prego. Allora, io ho ascoltato il ragionamento, proprio non più tardi di qualche settimana fa, ho fatto un convegno con la scuola outdoor, con questo sistema di scuola outdoor, dove c'era un tema che era quello del learning by doing, cioè l'imparare facendo, che era è un po' secondo me tornare, come si diceva prima, a quello che i nostri artigiani hanno sempre fatto, nel senso che si imparava il lavoro andando a fare il lavoro, e quindi a vedere come si faceva un lavoro e come si produceva una determinata cosa. E quindi secondo me è necessario fare un passetto indietro per fare 2 passi in avanti, come si suol dire. Cioè, quindi imparare, mio nonno mi diceva ruba con l'occhio, impara. Questo deve essere secondo me ripreso e necessario, e quindi quelli che sono gli stage sono una buona cosa. Giustamente diceva, non devono essere, cioè non deve essere un lavoro camuffato da stage, devono essere dei momenti in cui chi va impara, lavora, ma a mio avviso, cioè, il lavoro nella prima fase è un lavoro, cioè è una situazione per la quale c'è chi impara e c'è chi insegna, e quindi ovviamente l'andamento deve essere sempre quello, nel senso che di braccetto uno con l'altro, uno impara e l'altro insegna. Sul tema della sicurezza secondo me non dobbiamo transigere, nel senso che la sicurezza è fondamentale, al di là dei corsi, ma deve essere un qualcosa che è insito in ogni azienda e in ogni attività. Detto questo, dall'altro lato, non dobbiamo assuefarci alla sicurezza, nel senso che a volte, molto spesso, cioè, ricordo chi andava sulle impalcature, che erano delle cose fatiscenti, aveva un'attenzione enorme perché sapeva che era in un posto pericolosissimo. Oggi c'è il rischio a volte che un eccesso di sensazione di sicurezza ci dia quell'atteggiamento del dire tanto non mi può succedere niente perché posso fare qualsiasi cosa, perché ho questo, perché ho quell'altro gancio. In realtà l'attenzione deve essere sempre altissima, quindi l'insegnamento, l'attenzione comunque sempre costante è fondamentale. Detto questo, a mio avviso ci sono, per l'amor del cielo, politici che magari non saranno totalmente competenti, ma ci sono tantissimi politici che sanno fare il loro lavoro.
ma non hanno la bacchetta magica, perché la bacchetta magica non ce l'ha nessuno. Ma non sono mica d'accordo, sindaco, che siete tanti politici bravi, che ne siete meno bravi, che ne siete bravi, ma quei meno bravi siete più, sindaco, mi scusa, mi tira proprio fuori, dai sindaco, a dire che la politica è preparata in questo paese, proprio no, guardi come siamo rimasti, eravamo la quarta potenza del mondo, sindaco. È colpa nostra se siamo ridotti così, è colpa nostra che continuiamo a pagare le tasse, chi le paga? Sempre i soliti notti. Abbiamo gli anziani veramente che sono alla canna da gas con le pensioni, non abbiamo le RSA, non abbiamo personale, siamo carenti dappertutto e questo è dovuto a noi, a una politica miope, non competente, che non ha fatto il loro dovere, quello veramente di governare questo meraviglioso paese. No, perché sindaco, non sarà mica colpa nostra se siamo ridotti così alla fame, 6 milioni di poveri. Enrico Nord-Est dove è andato a finire? È stato colpa dell'imprenditore che ha affossato Enrico Nord-Est? No, non so, è stato colpa dell'imprenditore? Giusy da Treviso, poi continuiamo, vai Giusy. Ciao Mirella, sei sempre bravissima, sei sempre bravissima, numero uno. Allora, voglio fare i complimenti e gli auguri al professor Gino Gerosa, assessore alla sanità, e speriamo, Mirella, che questo sia l'ultimo che abbiamo, che faccia qualcosa, perché fino adesso non abbiamo visto niente. Anche la Lazzarin era bravissima, però ci vuole uno di quelli che è dentro il fatto, dentro il lavoro, che può sapere se noi abbiamo bisogno di una ricetta che serve subito, no, dopo che te la danno dopo 2 anni, tutte queste cose qua. E spero che lui metta un po' a posto, non del tutto, perché neanche se stiamo qua 100 anni non andrà messo a posto tutto. Speriamo, io ho tanta speranza in lui e lo ricordo molto bene quando era tuo ospite da casa sua, che io le ho detto: professor Gerosa, non stia mica andare in pensione, ho detto così, Mirella, ti ricordi? Sì. Basta, vi ringrazio. Grazie, ciao. Cara Giuse, perciò accogliamo anche noi, ecco, questo augurio al professor Gerosa. Mi è piaciuto molto ieri la dichiarazione, anzi facciamo intanto gli auguri, ben arrivato su un posto così importante, poi vedremo cosa riuscirà a fare, che tra dire e il fare c'è di mezzo al mare. Guarda Giuse, aspetta un attimo che vediamo, però l'importante è che almeno abbiamo una persona che sa cos'è la parola sanità, almeno quello dobbiamo dirlo, è già un passo in avanti, ve lo posso assicurare. Però quello che mi ha colpito, Fanelli, quello che ha detto ieri il professor Gerosa, quale ha detto: gli ospedali non sono fatti di mattoni, sono fatti di professionisti, medici, infermieri. Vi ricordate quando ho avuto ospiti che ho detto: professore, non me ne frega niente di avere letto d'oro, voglio un bravo medico, voglio degli infermieri, voglio gente preparata? E lui mi ha detto: ha ragione, soprattutto aprire gli ospedali ai giovani. Vi ricordate che gliel'ho chiesto? Cosa dice, professore, di aprire di più gli ospedali ai giovani, alle scuole, che entrino a vedere cos'è questo ambiente, magari si innamora magari qualcosa in più dell'attività? E lui mi ha detto: ha ragione Mirella, e se qualcuno gli dice che lo fanno già, lei gli dica pure, faccia il mio nome, che gliel'ho detto io, che bisogna fare di più con i giovani all'interno degli ospedali. Fanelli? Sono assolutamente d'accordo, non sono i muri che fanno gli ospedali, che fanno le scuole, ma sono le persone che poi ci lavorano. Sappiamo le carenze di cui soffre la sanità pubblica, in parte per anni di disinvestimenti e di come dire, investimenti verso la sanità privata. Pensavamo di aver imparato qualcosa con il Covid di quanto fosse importante e invece sembra di no, perché in relazione a ciò, all'incidenza dell'inflazione, l'investimento nella sanità pubblica decresce. Con il PNRR avevamo una opportunità che in parte abbiamo sfruttato, ma abbiamo costruito dei muri. Se non cambiamo le nostre politiche verso i giovani, di attenzione ai giovani, è scandaloso quello che ha detto la ministra Bernini ai ragazzi come dire, del primo semestre
di medicina, se è così che pensiamo di essere attenti ai giovani, di aiutarli, di spingerli verso questa professione e colmare le lacune che abbiamo, penso che siamo sulla strada sbagliata. Il dato vero è che la nostra regione e il nostro paese è sempre meno attrattivo per i giovani, perché i numeri sono quelli. I numeri sono drammatici. Sì. I numeri sono drammatici. In Veneto dal 2011 al 2024 se ne sono il saldo migratorio, cioè tra quelli che abbiamo attratto e quelli che sono andati via, abbiamo un saldo negativo di oltre 40.000 giovani che se ne sono andati, vuol dire una cittadina, una delle nostre città che chiude. In Italia se ne vanno via 100.000 giovani all'anno. Perché non si è investito? Perché non si investe sui giovani, perché non si investe sui salari, perché non si investe su una politica della casa, perché i giovani devono poter costruire un loro futuro fuori dalle mura Però Schileo, Silvana Fanelli, ha detto una cosa importante. Questo imprenditore che invece ha capito, ce ne sono di imprenditori bravi, ma veramente bravi, l'importanza di avere questa figura, questo operaio bravo che lavora, di tenerlo con sé, vero Schileo? Ecco, io cerco di allargare il mio orizzonte e capire che devo dare qualcosa in più a loro se voglio tenerli, che è il rispetto del lavoro che fanno. Certo. Ecco, uno stipendio adeguato. Prego Schileo. Ma io quelli diciamo che sono i più bravi per me. Io ho fatto una cosa molto semplice, anche perché spererei fra un paio d'anni di andare in pensione e mi dispiace di sperdere questo know-how che c'è stato. Ho le persone più brave, ho creato una società e li ho portate tutti quanti dentro con me. Avete capito? Io ho detto, ragazzi, se si lavora bene c'è da guadagnare per tutti quanti, se lavoriamo male perdiamo tutti quanti. Di conseguenza, ragazzi, anche se io ho la maggioranza della società, il guadagno si divide in parti uguali, perché abbiamo lavorato tutti quanti bene. Ma noi chi ti ha dato qualche premio, Schileo? No, perché non sempre sia tutti i giorni che sentiamo queste robe, vero Fanelli? O sbaglio? Purtroppo no. Veramente, Purtroppo veramente fa anche piacere. Allora, io parto da un concetto: se una persona è brava, la devi premiare, diciamo, se è una persona brava. Se è una persona che non ha voglia di lavorare, gli devi dare, scusate le parolacce, ma 2 calci nel sedere e mandarlo via. Purtroppo io sto riscontrando, io parlo del mio piccolo mondo, che è un mondo, se vogliamo, piccolo. Oggi l'italiano questo lavoro nell'edilizia non lo vuole più fare, vuole stare tranquillamente seduto dietro una scrivania o fare dei lavori, diciamo, che siano forse più qualificanti. Non si rende conto che tante volte questi piccoli lavori dell'edilizia sono quelli che ti fanno guadagnare di più. È chiaro che devi, come posso dire, darti da fare, cioè non puoi fare alle 9 tiri su la cazzuola e alle 5 la molli. Se c'è da lavorare un paio d'ore in più, le lavori. Se c'è da lavorare il sabato, lavori il sabato, perché c'è da finire un certo lavoro. Poi chiaramente sei premiato per questo cosa qua. Non è che non ti premio, però oggi io posso anche capire che il giovane vuole avere il sabato, la domenica, il venerdì, tranquillo, andare in giro con la fidanzata, però sono cambiati questi tempi qua. Non chiamatemi schiavista, però giustamente tu lavori e io ti premio, non lavori, trovati un altro lavoro. Ma qua c'è proprio il gap, io lavoro e tu mi premi, ma se io lavoro e tu non mi premi. Io ho parlato l'altro giorno proprio con un operaio, Schileo, è un bravo operaio, ve lo posso assicurare, e lui mi ha detto: Mirella, non ne posso più, ho il capo che continua a tormentarmi, anche se ho fatto bene dice che ho fatto male. Cioè basta che ne trovi uno di questi per rompere quell'armonia, quello che è, come dici tu, quello di stare anche bene assieme, lavorare bene. Ma perché lo devi tormentare se ha fatto il lavoro bene? E guarda che di questi ce ne sono parecchi in giro, ce ne sono. Perché non ti ha dato un premio, Schileo, per come ti sei posto? Sbaglio, Fanelli? No, ma quando troviamo questi? Ce ne sono. Beh, venite qua svegliamente che almeno vi vediamo. Allora, Sindaco, cosa dice a Schileo e a Silvana Fanelli? Prego. No, l'imprenditore Schileo, complimenti, nel senso che secondo me è proprio la logica giusta, quella di
inserire e far sentire propria l'azienda anche a chi ci lavora, perché in realtà il valore aggiunto, e lo ha detto bene lui, di un'azienda è proprio chi ci lavora e chi sa fare il proprio lavoro, e quindi si dà e si spende per l'azienda assieme e a fianco all'imprenditore stesso. E quindi un complimento a lui per la logica, per la volontà, per l'idea che ha avuto. E quindi sarebbe, secondo me, replicabile in tante altre aziende, farebbe davvero la fortuna, come l'ha sempre fatta del nostro nord-est. Io mi scuso, Mirella, per quello che volevo dire prima, probabilmente sono stato mal interpretato. È meglio che parli chiaro quando parli di politici, delle scelte sbagliatissime nel tempo dalla politica, di cui ne paghiamo le conseguenze e lo vediamo tutti i giorni sulle nostre famiglie. Dico che non si riesce a cambiare tutto in un giorno, come appunto anche, e faccio i complimenti al professor Gerosa per la nomina ad assessore alla sanità del nostro Veneto. Sicuramente non riuscirà a cambiare tutto in un giorno. Le persone competenti devono poter avere il tempo di cambiare le cose nel modo giusto, per ricambiare una rotta che magari da 20 anni va in un senso diverso. Questo era il senso mio, ecco, mettere le persone competenti che possono darci la possibilità di cambiare una rotta, ma questo non si fa in 3. Possagno, sindaco, così ne parliamo, poi ci salutiamo. Andiamo a vedere cantiere Possagno sera e poi commentiamo. Al posto del vecchio istituto alberghiero di Possagno, chiuso dal 2016, sta sorgendo un nuovo edificio che ospiterà un centro per la cura dei disturbi alimentari. Il cantiere, avviato a fine agosto, procede velocemente su iniziativa della Fondazione Basilio Martinelli, legata ai Padri Cavanis. Proprio in quest'area era previsto un progetto per la riabilitazione di atleti paralimpici, ma le cose sono cambiate. Nell'interlocuzione con ULSS e Regione, la Fondazione ha chiesto quale fosse il reale bisogno del territorio, e assieme appunto a ULSS e Regione hanno deciso di fare questo centro per disturbi alimentari, proprio perché è un'esigenza sempre più importante del territorio, ripeto, proprio anche su giovani e giovanissimi. Io ho contestato la trasparenza dell'operazione, cioè il cantiere è partito ad agosto senza nessuna informazione da parte dell'amministrazione alla popolazione, nessuno sapeva cosa sarebbe accaduto. Una delle critiche di Paolin riguarda anche l'affidamento della direzione lavori da parte del privato al fratello del sindaco. È tutto regolare, perché sicuramente saranno rispettate le leggi, magari questioni di opportunità e di convenienza nel fatto che è il fratello del sindaco, e qualcuno potrebbe malignare anche. La cosa che voglio sottolineare è che non viene investito un euro da parte del comune in questo intervento, che mio fratello non ha mai lavorato per il comune e mai lavorerà per il comune finché sarò sindaco io. L'edificio, di fatto abbandonato da 9 anni, era diventato luogo di degrado e di vandalismi a pochi passi dal Tempio Canoviano. L'intervento, al di là dei campi di progetto, rimette ordine nell'area. Sicuramente l'intervento migliorerà l'impatto che già aveva, l'impatto era notevole del vecchio probandato. Il problema è che ci ha pensato la sovrintendenza, perché ha bocciato il primo progetto che la Fondazione Basilio Martinelli aveva presentato. La soluzione che è stata voluta dalla sovrintendenza è una soluzione che prevede dei volumi inferiori fuori terra rispetto all'esistente, quindi rispetto a ciò che c'era prima, e con un'altezza inferiore a quella che c'era prima, con una conformazione che sia appunto voluta dalla sovrintendenza con il minor impatto ambientale possibile. Allora, sindaco, era importante far vedere, perché capiamo anche la realtà del territorio, qui due partiti, Lega e Fratelli d'Italia, contrari. Ecco, la verità, cioè è inutile che ce la giriamo, bisogna dire anche le cose come stanno. E quello che però è l'impatto, ecco, l'impatto ambientale, con queste cattedrali che sorgeranno un po' ovunque, le vediamo perché non c'è niente da fare, e invece di pensare che forse sarebbe utile costruire appartamenti per le coppie, per le residenze per anziani, ecco, noi cerchiamo di parare in altra maniera. Come mai, sindaco, diventa proprio un problema questo, o era più pensabile, magari più realizzabile fare qualcosa che serve soprattutto per i nostri giovani, per le coppie, per i diversamente giovani che non trovano posto? Prego, sindaco. Allora, la scelta dell'intervento è stata una scelta fatta, come dicevo, in una interlocuzione tra l'ULSS, evidentemente, e il gestore, no? Quindi
la Fondazione Vasilio Martinelli. La scelta è stata quella di fare un intervento sui disturbi alimentari che purtroppo, ai noi, sono sempre più presenti, soprattutto anche nei giovani e giovanissimi, quindi proprio l'attenzione è quella ai giovani e ai giovanissimi con questo tipo di intervento. Dopodiché in quel posto esisteva l'avete visto dalle immagini, un edificio che quello sì era un ecomostro di fianco al Tempio, verrà riqualificata quell'area che dopo era diventata tra l'altro anche zona di spaccio e zona dove i ragazzi andavano un po' a trovarsi per fare insomma vandalismi e situazioni di questo tipo qua, verrà riqualificata quell'area ridonando a questa una dignità appunto con una soluzione che è una soluzione tesa ai giovani, tesa a delle problematiche importanti per i giovani, perché non scordiamocelo che tutti i giovani che soffrono di queste malattie non hanno oggi un luogo nella provincia di Treviso, vanno a Verona, vanno a Vicenza, vanno in Friuli e quindi questo diventa il centro d'eccellenza per tutta la provincia, quindi per tutta l'UIS 2. Insomma direi che è un intervento importante teso ai giovani, dopodiché crea posti di lavoro e quindi probabilmente famiglie che verranno ad abitare qui nel territorio, insomma direi una riqualificazione importante. E dove trovano case che non ci sono case, sindaco, se vengono a lavorare ad abitare qua? Allora, case ce ne sono molte di vuote, nel senso vecchie case da ristrutturare, tant'è che noi come amministrazione abbiamo fatto una scelta importante, cioè abbiamo modificato quelle che sono le aliquote IMU, alzandole per le seconde case sfitte e mantenendole per quelle affittate. Quindi se c'è qualcuno che ha una casa che va o affittata o venduta perché qualcuno ristruttura e ci venga ad abitare, noi abbiamo dato un impulso anche in questo senso. Oltre a questo diamo, pur essendo un comune piccolissimo di 2.300 abitanti, diamo un contributo a chiunque ristrutturi o sistemi una casa e ci mantenga la residenza per almeno 10 anni. Grazie sindaco, devo chiudere perché ho anche forato. Silvana Fanelli, come risponde, come ci saluta? E ci vediamo alla prossima. Grazie. Che ci vorrebbero più politiche abitative come queste per attrarre i giovani, per attrarre residenzialità, per evitare che anche chi vince nei concorsi pubblici dopo rinunci perché non trova la casa. Purtroppo siamo una regione molto bella e attrattiva, ma pensiamo che l'attrattività sia solo quella turistica, che è sicuramente un'industria importante per la nostra regione, ma che sta mangiando la residenzialità e senza i cittadini e le cittadine poi non si va avanti. Leone da Trebasele, che vai Leone? Ciao Miriam, ragazzi, saluto i tuoi ospiti. Ciao. Sono un po' in ritardo per questo. Allora, io sono pensionato, sono andato in pensione a 65 anni, adesso ne ho 75, perciò sono 10 anni che prendo la pensione. Quando la prendevo, prendevo 524 euro al mese. Poi è arrivata la Fornero e me l'ha abbassata a 513, poi dopo è arrivata la Giorgia e dopo poco mi ha aumentato la pensione e adesso prendo 613. Allora io voglio dire che adesso tutti questi scioperi, no? I pensionati penso che dovrebbero ricordarsi che questo governo qualche cosa per i pensionati ha fatto e io non me lo dimenticherò. Ciao Miranda, grazie. Grazie a te Leone, abbiamo sentito le riflessioni di Leone. Schileo, come ci saluta questo imprenditore da premio? Allora, da un bel premio, ecco, no, premio Nobel, ma un bel premio podarissimo da Schileo. Io non voglio essere premiato per niente perché io sto cercando di fare il mio lavoro al meglio e sto cercando di avere dei ragazzi che siano motivati e diciamo che lavorano con me. Come vedi questi giovani, Schileo? C'è voglia di imparare? No, perché sul mondo dell'edilizia fra un po' d'anni ci saranno solo stranieri che avranno in mano tutto questo mondo, l'italiano ormai sta scomparendo. Se voi fate un check veloce delle piccole attività imprenditoriali dell'edilizia, stanno quasi tutte finendo in mano a degli stranieri che stanno facendo il lavoro anche bene, qualcuno meno bene, però stanno facendo il lavoro fatto bene. Io stesso ho tutti ragazzi che sono o egiziani o sono moldavi, perché l'italiano
questo tipo di lavoro non lo vuol più fare. È un lavoro faticoso, non è un lavoro facile, è un lavoro che ti può dare soddisfazione, però è chiaro che è un lavoro faticoso, però ti può dare una buona soddisfazione monetaria. Ormai è un mondo, quello dell'edilizia da noi, che diventerà sempre più straniero. Noi avremo bisogno di stranieri regolari che abbiano voglia di fare. Dobbiamo anche però renderci conto che chi sta arrivando dentro adesso non tutti sono, diciamo, gente che arriva qui cominciamo a capire con chi voglia sa di fare e chi non sa fare invece di fare sempre il solito minestrone. Tu cosa sai fare? Bene, allora lavori. Tu cosa fai? Niente, ora te sta qua. Esatto. È così difficile, lo so che è così difficile. No, allora, se sei formato e non trovi lavoro nel tuo paese, che tu sia egiziano, che tu sia da qualsiasi paese, vieni qui, abbiamo bisogno di te. Però se tu devi sbarcare quei barconi e poi dopo cosa vieni a fare qui? Chi sei? Cosa sai fare? Buttano via i documenti, cosa facciamo? Cosa facciamo? Vedremo cosa faremo in seguito, visto che gli italiani mancheranno, anche i veneti soprattutto. Ecco, avremo solo queste persone, vedremo se elimineranno qualche colore invece di capire chi hai davanti, cosa sa fare e dove lo puoi impiegare. Pubblicità, grazie ai miei ospiti. Con noi il sindaco di Casea Renzo Cararetto, eccolo qua, un altro sindaco in prima linea. Sapete che Mirella piace invitare i sindaci specialmente a fine anno per capire come hanno seminato, cosa hanno raccolto. Ormai è dicembre, non si raccoglie più niente, però se è seminato qualcosa in precedenza si dovrebbe aver raccolto. Saluto anche il professor Giorgio Sandrini, già professore ordinario di neurologia. Grazie anche a lei professore, ci tenevo tanto a fare gli auguri e sentire anche dalla sua voce cosa ne pensa di questa poltrona prestigiosa che abbiamo sentito essere stata messa a disposizione da questo chirurgo, cardiochirurgo, il professor Gino Gerosa. Cosa ne pensa lei? L'importanza di avere una persona giusta nella poltrona più adatta, che è una poltrona che riguarda la sanità. Allora sindaco, inizierei proprio dal sindaco. I primi sempre in linea nel pezzo, soprattutto tante richieste da parte dei cittadini, pochi soldi, da fare tanti investimenti, ma bisogna capire come, dove e quando. Prego sindaco. Buongiorno e grazie. Beh, è vero, naturalmente quando si accetta a fare questo percorso bisogna essere anche capaci di essere in prima linea, bisogna essere all'attenzione delle richieste dei cittadini, però bisogna anche decidere dopo, no? Bisogna decidere quello che potrebbe essere il futuro della comunità che uno presiede, bisogna cercare di dare un indirizzo e di non avere la paura di investire su quel qualcosa che la comunità possa avere nel futuro dei servizi, perché è sempre facile fare l'operazione giornaliera perché sappiamo di incontentare, ma non è sempre facile avere una visione e investire per la continuità di una comunità che deve avere i servizi per il periodo dei giovani e di quello che potrebbe essere il futuro. Noi tutto sommato abbiamo avuto questa visione, la mia amministrazione ha avuto questa visione, qui è l'anno dopo le seconde votazioni, che ringrazio ancora perché sono stato premiato, e probabilmente i cittadini hanno capito di questo modo di amministrare e abbiamo fatto dei progetti importanti, abbiamo atterrato qualche milione di euro su delle progettualità, stiamo investendo sulle scuole. Tendenzialmente a quello che si dice di un calo di nascite noi cerchiamo invece di investire perché ancora ci crediamo. E dunque bisogna avere questo tipo di visione. Sentiamo anche il professor Sandrini, Giorgio Sandrini, ecco cosa ne pensa di questo lavoro importante, di questo investire sulla salute pubblica, sulle scuole. Sono questo che interessa alla nostra bellissima Italia, l'investimento sulla cultura, sull'arte. Prego professore, cosa ne pensa del professor Gino Gerosa, ecco, a capo di questa importante sanità veneta? Innanzitutto mi complimento ovviamente con il professor Gerosa, credo che sia molto importante, come è emerso anche nella discussione che si è svolta pochi minuti fa, il concetto di meritocrazia, che significa dare
degli incarichi di rilievo a persone che hanno delle competenze. Il problema della meritocrazia tra l'altro riguarda in maniera molto importante anche i giovani. È stato ricordato con esattezza il dato estremamente preoccupante della fuga dei giovani, che spesso sono ahimè proprio i più bravi che se ne vanno all'estero. Si parla di 100.000 giovani all'anno, che è una cifra enorme se si pensa a quella che è la dimensione del paese, che se ne vanno proprio perché hanno degli sbocchi professionali o assenti o comunque mal retribuiti. Ci sono ormai delle scuole di specialità. Io ho insegnato per moltissimi anni all'Università di Pavia neurologia. Ci sono ormai dei posti di specialità che anche lo scorso anno sono rimasti senza partecipanti o con un numero di partecipanti inferiore ai posti disponibili, perché chiaramente il lavoro veniva considerato, lo sbocco professionale, troppo faticoso, frustrante, rischioso rispetto a quello che è il livello retributivo. Si pensi ad esempio all'attività dei pronto soccorsi, che è estremamente faticosa ed estremamente esposta a rischi professionionali. Recentemente è stata fatta per fare un breve commento sulle attualità, si è parlato prima anche del ministro Bernini, questa modifica nell'accesso alle scuole di specialità, che non è stata una apertura, si è così spacciato come un'abolizione del numero chiuso, che sarebbe un gravissimo errore, perché il numero chiuso in qualche maniera serve a una programmazione che dovrebbe però essere fatta sulla base delle effettive esigenze del Paese. Chiudo rapidamente. Si consideri che per fare uno specialista ci vogliono 11 anni per fare tutta la medicina e poi le scuole di specialità, e quindi la programmazione deve essere fatta a medio e lungo termine, non anno per anno. Vi è stato questo grosso problema di cui la stampa ha parlato. Professore Sandrini, mi scusi se glielo chiedo, ma non le sembra che la ministra abbia un po' esagerato? Nel senso, quando noi diciamo i giovani devono essere ascoltati, dobbiamo ascoltare di più i giovani, capire, perché ti rivolgi a loro? Siete dei poveri comunisti. Cioè, un ministro che si rivolge a dei giovani in questa, lei è stato insegnante, capisci che invece affondiamo il coltello nella piaga, ma perché li giudichi in quella maniera invece di capire se è una critica costruttiva, cosa si può fare assieme? Non sembra che abbia un po' esagerato? Prego, professore. Sì, assolutamente, è stata un'assoluta mancanza, per usare un eufemismo, mancanza di stile. Dialogare significa ascoltare l'altro e dare all'altro la possibilità di esprimere la propria opinione, e non in qualche maniera rivolgergli delle parole che suonavano chiaramente di insulto, visto come sono state proferite nel corso dell'incontro ad Atreju. È vero che a volte c'è una cultura cosiddetta woke per cui si contesta a priori, ma è anche vero che questa è in qualche maniera favorita dal fatto che spesso non c'è lo spazio per esprimere la propria opinione, e quindi la strada del dialogo dovrebbe essere in assoluto quella più importante da seguirsi. E quindi condivido assolutamente il suo commento. Ecco, quello che non avrebbe fatto il sindaco Cararetto, conoscendo Lorenzo Cararetto, invece un sindaco che ascolta molto, un sindaco indipendentemente che sia della Lega, che è centrodestra, però è un sindaco che non direbbe mai povero comunista vai via dal mio studio, non capisci niente. Ecco, il problema è capire l'ascolto, quanto importante è l'ascolto, perché siete gli unici che lo fanno. Mi scusi sindaco,
ma penso che l'unico punto di riferimento per il cittadino sia il proprio sindaco, sperando di avere un sindaco sensibile, un sindaco che investe. L'altro giorno avevo la sindaca di Musile di Piave, Susanna, la quale era molto arrabbiata, un po' e anche imbarazzata, dicendo: Mirella, ho fatto tanto, ecco, illuminazione, ho fatto marciapiedi, ho fatto cose importanti, sui social mi è arrivato di tutto e di più. Allora io gli ho detto: guardi, mi dispiace dirglielo sindaco, ma forse non ha fatto quello che volevano i suoi cittadini, che non sono le luminarie o il marciapiede, sono l'ascolto, il problema che hanno della casa, del lavoro, questi diversamente giovani, completamente, quasi sempre abbandonati a se stessi, non sanno a chi rivolgere, i figli lavorano, non li hanno, vivono su case che non riescono neppure a scendere, con patologia, le liste d'attesa, le cure, i soldi che non bastano. Prego, sindaco. Beh, diciamo che per un amministratore sindaco è più difficile ascoltare che a parlare. Ed è vero quello che stai dicendo, perché noi dovremmo essere, insomma, all'attenzione, dovremmo ascoltare le esigenze, dopo però abbiamo e dobbiamo anche decidere dove poter atterrare le varie progetti e le varie disponibilità che abbiamo, che oggi riconosciamo ormai tutti, che non è che abbiamo, insomma, questo fondo sempre da poter prelevare, ma se facciamo, insomma, le cose fatte con onestà, che quella è la primaria cosa, se la facciamo col buon senso, io credo che poi i cittadini lo riconoscono, perché poi alla fine capiscono dove si va a investire, dove si va a sistemare prima la priorità del bisogno, piuttosto che, io dico sempre, qualche lavoro per ricevere il voto. Io a quello non mi interessa, mi interessa che tutti i soldini dei miei concittadini possono essere spesi bene e dare quella che è un po' la sistemazione del paese. È anche vero che incontentare tutti è impossibile, però quello che si deve fare è far capire alla propria amministrazione che si deve andare sempre su quella che è l'esigenza del chi può aver più bisogno e spezzettare quella che può essere la primaria importanza del sociale, la primaria importanza dell'istruzione, la primaria importanza della sicurezza, cioè tutto quello che viene fatto perché il cittadino possa usufruirlo a 360 gradi, perché non nascondiamo che tra i giovani ci sono gli anziani che devono avere, insomma, un po' di parità Esatto. di esigenze che devono avere, ma insomma, se uno è ben attento e segue giorno per giorno tutto quello che viene fatto, credo che, insomma, poi le soddisfazioni arrivano. Eppure i conti non mi tornano, nel senso, sindaco, che ho visto proprio in tanti comuni che sono arrivati questi fondi del PNRR, invece di impiegarli sul sociale abbiamo ancora impiegato questi soldi sul cemento. Ecco, abbiamo investito molto sul cemento, perché col cemento arrivi subito, presenti il progetto, riesci a realizzarlo, il problema è dopo cosa metti dentro su questo cemento, visto che mancano le figure. E soprattutto lei ha indicato una cosa importante: le scuole. Sapete che noi abbiamo quasi tutte le scuole a rischio? Ecco, lo sapete, non ve lo dice nessuno, ve lo dico io. Qualche sindaco si è reso conto della problematica, e soprattutto l'investire su questi ragazzi, perché il futuro è nelle loro mani. Se perdiamo anche questi, perché si fa così fatica a investire su quello che serve, sindaco? Servono delle cose chiarissime che lo dicono tutti, eppure si va a parare, non sempre, per carità, non voglio mica sparare nel mucchio, però qualche sindaco continua a dare importanza più al cemento, a quelle cose invece che al momento non servono. Però se vuoi questi soldi del PNR, questo devo fare, se no perdo questo contributo. Tanto è vero che i soldi del PNRR erano soprattutto all'inizio destinati al terzo settore, e qua la dice molto lunga. Beh, dopo sono stati dirottati, sindaco, questa è la verità, perché non erano in grado di gestire il terzo settore, perché è veramente una montagna di roba che voi non avete idea.
e non riescono più a gestirla. Questo non lo dicono, ma ve lo dico io. Allora cosa si dovrebbe fare, Sindaco? Perché noi abbiamo bisogno di RSA, abbiamo bisogno di case per le coppie, abbiamo bisogno di case per gli studenti, perché se li vogliamo, e per i lavoratori che vengono a lavorare nel nostro paese, abbiamo bisogno del sociale, di dare questo aiuto a queste persone diversamente giovani che non ce la fanno e non hanno punti di riferimento, mancano ancora medici di famiglia. Cos'è che si è interrotto? Lei in politica ha tanti anni, cosa si è interrotto su questa catena che funzionava bene? Avevamo gli ospedali che funzionavano benissimo, avevamo operatori all'interno, adesso siamo diminuiti di popolazione e abbiamo più bisogno di prima. Cosa si è interrotto secondo lei, Sindaco? Ma secondo me, gli indirizzi del PNRR non erano proprio visionari su quello che potrebbe essere la programmazione futura. Diciamo che bisogna cogliere, e forse ormai sono passati anche i momenti di aver colto la possibilità di poter recuperarne soldi per investirli nel modo migliore nella propria comunità, perché quando si sa di cosa si ha bisogno è inutile chiedere dei soldi per delle cose inutili, ma chiederli quelli che effettivamente può esserci, come dicevi te, indirizzati per, non perché sono io, ma nella nostra amministrazione abbiamo cercato di indirizzarli su dove c'erano sport, c'erano istruzione, c'era cultura, proprio per dare un senso a riprendere quegli immobili, a riprendere quelle funzionalità che se no si doveva. Abbiamo Oscar da Isola della Scala. Oscar, ciao Oscar. Sì, ciao, buongiorno. Buongiorno. Ho visto in ultima il programma che ti ho fatto vedere venerdì del Butel, che va via con la moto, l'unico con la patente, perché anche a me mi manca un braccio e so cosa vuol dire fare la patente per una persona disabile. Vi fai i complimenti perché mi piacerebbe conoscerlo. Sono da Isola della Scala, è un po' fatica che venga qui a Treviso, se lei da Treviso non mi ha capito bene da dove lei. Da Treviso, comunque, da Treviso. Comunque che fai i complimenti a quel ragazzo lì, lo Fausto, mi pare, no? Sì. Allora Oscar, se vuoi fatti accompagnare, mi richiami, mi dici quando hai voglia di incontrare Fulvio, mi farebbe molto piacere. Fatti accompagnare da qualcuno, non devi mica venire giù da solo. Abbiamo anche il mondo dell'associazionismo, vero Sindaco, che certo, qualche volta potrebbe anche essere utile anche per queste cose, per questi ricongiungimenti, perché veramente a falso scalpore, tanto è vero che ho dovuto mandare 2 volte questo assegno che ho dato a Fulvio, proprio per far capire che abbiamo delle persone, professor Sandrini, meravigliosi. Pensi che questo uomo, ecco, da solo, anzi quasi quasi facciamo vedere, vediamo se la regia riesce a trovare l'assegno di Fulvio, perché veramente ho ricevuto tantissime telefonate che non conoscevano, che non sapevano questo uomo che è stato colpito come Beppe Vio da questo terribile morbo virus, è rimasto senza gambe, senza mani ed è l'unico al mondo che ha la patente della moto. E sa cos'è questo, professor Sandrini? La gioia di vivere, la gioia di dire io non riesco a finire la mia vita in sedia a rotelle. Lui faceva il carrozziere, ha perso tutto, ha inventato le protesi, professor Sandrini, pensi, lui ha inventato, tanto lui dice sempre che buttano in quel piccolo carretto che lui ha, dove si crea queste protesi, è l'unico che riesce a fare la maratona con le protesi tutto il giorno, le tiene in mano tutto il giorno, ha inventato anche un calzino, però nessuno lo vuole, professor Sandrini, perché non interessa, perché interessa il business. Il calzino deve costare 20 euro, non deve costare 3 euro. E Fulvio è rimasto là. E Mirella l'ha raccolto col cucchiaino, questo uomo con la gioia di vivere. Glielo faccio vedere, professore, perché merita veramente, voi sentire anche lei cosa ne pensa di questi geni che abbiamo buttati là perché non interessano a nessuno. Anche per dare voce e soprattutto fiducia a quei ragazzi che sono in sedia a rotelle, che pensano che la loro vita è finita. Andiamo a vedere. Indovinate dove siamo oggi? In un posto bellissimo, in mezzo alla natura. E chi incontriamo? Fulvio, naturalmente. Fulvio, eccolo qua, arrivata con la sua moto, l'unico al mondo che ha la patente di moto, l'unico al mondo con questa moto. Senza mani, senza gambe, è l'unico che ha la patente. Avete capito che l'ha aggiunto lui? Io non l'avevo detto. Ne ho detto calma, sì, l'unico al mondo, però senza mani e senza
gambe. E senza gambe. Allora, cos'è la creatività, Fulvio? Perché bisogna anche essere dei creativi, perché stai dicendo che sei l'unico che ha questa patente al mondo, essendo senza gambe e senza mani. Ecco, è la passione, la voglia di vivere che tu hai, perché tu cerchi di fare qualsiasi cosa, qualsiasi sport, sei in piena autonomia. Cos'è la creatività e cosa vuoi dire a questi giovani che si annoiano, che hanno tutto, fisici perfetti, che non sanno dove andare a parare? Scusa, per me è l'esigenza di continuare cioè, io ho avuto un problema troppo improvviso, quindi è la voglia di andare avanti e quindi o stai a casa seduto o ti rialzi. O ti rialzi. E quanta forza di volontà ci vuole per rialzarsi dopo una tragica esperienza come la tua, da persona perfetta, ritrovarsi senza gambe, senza mani, rivedere un po' tutta la vita perché devi rimetterti in gioco e incominciare una nuova vita anche con nuovi strumenti? Cioè, tante ore, cioè, perché io sono partito da zero, cioè, sono partito dalle protesi, pattini, moto, sci, quindi tante ore di lavoro ci vogliono, e voglia, senza la voglia non ti fa niente. Allora, l'unica cosa che Fulvio, non so se è un difetto o un pregio, è che lui non chiede mai niente, anzi è sempre uno che cerca di dare, di aiutare, sempre. Ho sfumato professor Sandrini perché è lungo il pezzo, però l'hai già capito da buon professore chi è questa persona con la quale io ho parlato e quello che sta cercando di dire. Ecco, questa voglia di vivere, lui non ha più orologio dopo mesi e mesi che ha fatto di ospedale, lui la vita la vede in maniera diversa, non ha gli orari per mangiare, per dormire, lui è una cosa a parte, però la voglia di vivere che può trasmettere, soprattutto questa creatività che non viene presa in considerazione. Ma siamo proprio così in Italia, chi di dovere che avrebbe dovuto prendere questo esempio e cercare di portarlo a chi di dovere, a questi giovani che stanno perdendo la via della ragione. Prego professor Sandrini, cosa vuole dire a Fulvio? Ovviamente mi complimento per la sua grande forza di volontà, le sue grandi motivazioni. Io mi sono occupato durante la mia carriera come clinico di neuroreabilitazione, e quindi ho vissuto anche quella che è stata un po' la rivoluzione tecnologica che ha consentito a molte persone di sopperire a gravi deficit motori, soprattutto si pensa a persone addirittura tetraplegiche che hanno acquisito la possibilità di interfacciarsi con l'ambiente, di camminare anche grazie a delle protesi robotiche. E nella mia esperienza un aspetto fondamentale è sempre stata la volontà e la motivazione del paziente. Il recupero è fortemente condizionato da questo fattore e quindi va assolutamente aiutato il paziente, anche perché esiste spesso uno stigma, un pregiudizio a livello della società che abbandona un po' questi pazienti, non ne favorisce il reinserimento sociale. Quindi è molto importante avere una sensibilità, un dialogo continuo con queste persone e non abbandonarle. Sono dei percorsi ovviamente lunghi e complessi che devono essere assistiti sin dalle prime fasi per tutta la vita poi. Pensi professore che lui il suo sogno era quello ed è quello di insegnare come si fanno le protesi, ecco questa genialità che ha, perché ripeto era un carrozziere, però non ha il titolo di studio, non ha la qualifica per fare questo. Ma io mi domando, qua chiedo anche al sindaco, perché non cercare invece di capire come gestire questa potenza fantastica che abbiamo la fortuna di avere qui nel nostro territorio? Pensi, professore, sono venuti dall'America per farsi le protesi da lui, perché lui era nei social e lui li fa alzare, professore, e dicono nessuno mi fa le protesi come le fa lui. Cioè capite che veramente io non riesco più a capire su che
mondo vivo, su che stato vivo. È buttato là, professore, ho provato in tutte le maniere, non c'è verso, professore, non c'è verso. Ma chi se ne frega di Fulvio, devo fare altre cose, altre storie. Paola da Padova, vai Paola. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Buongiorno. Ma è allucinante l'esempio che ti stai portando, purtroppo è così, questo mondo è così, è un non ascolto, un non riconoscere che è fuori da quello che dovrebbe essere la norma. I sindaci ascoltano, sì, per fortuna, soprattutto nei centri un po' più piccoli, perché in città medie come Padova il sindaco non solo non ti ascolta, ma fa quello che vuole, le cose che, come il discorso del tram che ha distrutto letteralmente Padova, e a sentire lui va tutto bene, Madama la Marchesa. Per quanto riguarda poi tutto il resto, anche non si ascolto, anche da parte dei medici, che loro vanno a protocolli, non ti guardano in faccia, sei un numero, se corrispondi al protocollo bene, altrimenti non danno peso al tuo vivere, ai tuoi problemi di salute. Se rientri nel protocollo bene, e altrimenti no. Mirella, posso farti una domanda non troppo personale? Scusa, stai indossando una pelliccia? No, è una cosa sintetica. Allora, complimenti, cioè dillo ben chiaro, perché il tuo amare gli animali era quasi scontato. È una cappa sintetica, no, tranquilla. No, perché è giusto, perché sembra, per TV sembra una pelliccia vera, cosa che è incredibile. Sai, le telecamere sono fantastiche. No, cara Paola, vai tranquilla. Una persona sensibile e amante degli animali, di tutto come sei tu. Hai fatto bene a dirlo, ho fatto bene. No, è giusto Paola, è giusto, hai fatto benissimo a chiedere questo. Mille, chiedo scusa. Grazie cara Paola. Allora, ha sentito professore cosa ha detto Paola? Io penso però che non bisogna sparare nel mucchio, bisogna anche dividere, perché ci sono veramente delle realtà fantastiche che io ospito, e se non ce l'avessimo, e tra i quali il professor Gerosa, di un'umiltà unica, si fa dare anche del tuo, anche dei pazienti che lui opera, li ha avuti tutti e due in trasmissione. Ecco, lo chiama Gino, ti devo ringraziare, mi hai salvato la vita. Ecco, capisce essere vicino all'ammalato l'importanza, professore. Prego professore, cosa dice? Sì, assolutamente, il comprensibile commento della signora. Bisogna ricordare che si dovrebbe trovare un giusto equilibrio tra due esigenze. Una è ovviamente il rispetto della scientificità dell'approccio terapeutico, e questo lo si ottiene ovviamente con una preparazione adeguata, con la definizione di protocolli. Adesso l'intelligenza artificiale, che è molto criticata, ma sta dando anche grossi contributi in questa direzione, per garantire che tutto quello che le scelte che vengono fatte, l'applicazione di trattamenti terapeutici, venga fatto secondo dei protocolli che sono stati validati scientificamente. Però l'altro aspetto è ovviamente che il rapporto deve restare un rapporto umano, dettato dall'empatia, dalla comprensione del problema e della sofferenza del paziente. Questo dovrebbe essere sempre tenuto presente. Ci sono grosse preoccupazioni per la progressiva ingresso dell'intelligenza artificiale, anche della robotica. Sappiamo che in alcuni ospedali, anche negli Stati Uniti, vengono adoperati dei robot umanoidi, e vi fu un caso clamoroso in cui venne affidato, clamoroso in senso negativo, in cui venne affidato il compito di comunicare a un paziente che aveva solo poche ore di vita ad un robot. Questo dice quanto si possa essere disumani nel rapporto con il paziente. Quindi l'equilibrio tra queste due componenti deve essere il principale obiettivo. Professor Sandrini, è vero che nei ragazzi, nei bambini sta diminuendo la creatività, questo cervello che fa fatica a svilupparsi? Poi mi sembra che se ne parli pochissimo, invece è un tema veramente che dovremmo parlarne, discutere. Ecco, questi nuovi strumenti che stanno distruggendo questi cervelli, prego.
Sì, è verissimo, è un problema che sta emergendo sempre più, anche leggendo la stampa anche non scientifica, vi è una forte preoccupazione, perché sono usciti anche diversi studi che documentano come l'uso dell'intelligenza artificiale, specie quella che crea una comunicazione diretta, per intenderci le chatbot, le chat GPT, rischia di produrre una riduzione delle performance cerebrali, addirittura si parla di una riduzione del quoziente intellettuale, del QI, perché in qualche maniera si affida all'intelligenza artificiale dei compiti che invece dovrebbe svolgere il nostro cervello. Quindi l'intelligenza artificiale dovrebbe essere un aiuto, non una sostituzione. Ed è ovviamente il problema particolarmente preoccupante per quanto riguarda i giovani, perché sappiamo che l'accesso ai media, agli smartphone, ai computer, avviene ormai in età precocissima, e alcuni paesi stanno cercando di correre rimedi. Ad esempio pochi giorni fa in Australia hanno approvato una legge che proibisce l'uso degli smartphone ai minori di 16 anni. È molto difficile da applicare, però è un problema che andrà affrontato, perché altrimenti si rischia veramente di imboccare una strada molto pericolosa. Ha sentito, professore, questa famiglia che ha destato tanto scalpore, che l'Italia si è divisa in due tra i contrari e favorevoli di lasciare questi bambini del bosco, di togliere? Sembra che questi bambini non sappiano neppure scrivere, ecco, fanno fatica a fare anche il loro nome. Lei come ha visto questa questione? Doveva occuparsene senza andare nelle prime pagine, nei media, le persone addetti ai lavori, o è giusto che emergano anche questi problemi? E questi bambini, secondo lei, professore, come li vede? Ecco, che devono crescere, devono socializzare, devono capire, perché tutti sanno, tutti decidono, poi alla fine è il sindaco che dice: io ho cercato di prestare aiuto ma non l'hanno voluto, adesso però lo vogliono perché hanno preso anche paura. Lei come ha visto la situazione, professore? Sì, credo che come spesso accade poi prevalgano dei fattori emotivi a danno della valutazione degli aspetti più strettamente razionali. Quindi chiaramente tutti empaticamente siamo dalla parte di questi genitori che si vedono in qualche maniera separati dai bambini, però ecco, bisogna anche considerare che esistono delle regole sociali, e queste regole vanno in qualche maniera rispettate, e quindi ovviamente tutti sono liberi di vivere anche in mezzo a un bosco, però se hanno dei figli hanno delle responsabilità nei loro confronti, che sono anche delle responsabilità nei confronti della loro formazione e anche della loro socialità, perché ovviamente le loro interfacce sociali non possono essere soltanto gli animali con cui vivono, i fratelli e i genitori, ma devono essere anche altri bambini della loro età con cui loro interagiscono e maturano. Quindi si tratta anche in questo caso di trovare una soluzione che tenga presente questi due aspetti che chiaramente possono essere in contrasto tra di loro. Allora, Sindaco Carraretto, quello che invece io ho detto l'altro giorno è che forse si poteva salvare Cavoli e tutto il resto, nel senso che per andare ad abitare ci vuole l'abitabilità in Italia, o sbaglio? Allora è il sindaco che deve dare l'abitabilità su questo casolare acquistato e deve dire se si può abitare o non può abitare. Se il sindaco avesse fatto questo, forse il caso non ci sarebbe. Tu compri questa casa, per carità hai tutto il diritto di acquistarla, ma prima di andarci ad abitare la devi mettere in sicurezza e fare le norme, visto che sei in Italia e noi abbiamo queste regole, devi rispettare le regole che ci sono. Se fosse stato fatto questo,
penso che non sarebbe successo questo caso. Il problema è che vuoi per troppo buonismo e vuoi per... Lei è un sindaco e lei è responsabile poi della salute dei cittadini, perché abbiamo visto anche la prima persona intervenuta è stato il sindaco. Ecco, come ha visto lei questa situazione che è diventata clamorosa, ma proprio perché nessuno ha rispettato o ha fatto i controlli che si doveva fare prima invece che dopo? Prego, sindaco. Allora, secondo me, se mi permettete, dico che prima di arrivare a un caso nazionale bisognava intervenire. E come sindaci, anche se abbiamo insomma tanta disponibilità ma qualche volta poca autorizzazione per procedere, bisogna avere il coraggio comunque di prenderci in carico qualche problema e portarlo almeno in evidenza prima che succeda chissà quale scandalo. Ma in questo caso soprattutto per cercare di salvargli la faccia ai bambini. Soprattutto non arrivare a questo momento. Non arrivare a quel momento di togliere i bambini e cercare di accompagnarli in qualche modo con la famiglia e convincerli, soprattutto perché se è vero che oggi noi siamo in grado di avere persone che sono così capaci, è giusto anche metterle a disposizione di chi ha bisogno. Abbiamo Franco da Venezia. Ciao Franco. Ciao a te e a tutti i tuoi ospiti. Volevo tornare sulla vicenda del numero chiuso, no? Per quanto riguarda i medici, vediamo che ci sono delle criticità, già dai medici di base. Allora, ascoltando il tuo ospite, ha detto che ci vogliono dai 10 ai 11 anni per formare un professionista. Allora, se c'è il numero chiuso, è evidente che se devi coprire poi un turnover, devi accorgerti di questa cosa, ma non puoi accorgerti un anno prima o 2 anni prima. Se ci vogliono 11 anni per formare un medico. Per cui voglio dire, ben venga questa apertura che ha fatto la ministra pur con tutte le criticità che ho letto. Basta, ho finito, grazie. Grazie Franco, prego professor Sandrini. Sì, il signore ha riassunto bene il problema. Come dicevo, il problema è quello di una programmazione a medio e lungo termine. E soprattutto evitare delle demagogie e anche riconoscere il merito. Quindi ovviamente il dire demagogicamente tutti dentro non è corretto, perché ci vuole una selezione. Si è parlato anche negli interventi precedenti molto del ruolo importante della meritocrazia, quindi è giusto che per qualsiasi tipo di mansione, di compito, di attività lavorativa vengano scelte delle persone che sanno poi svolgere in maniera qualificata il proprio lavoro. Purtroppo quindi bisogna evitare gli estremi dentro tutti, oppure un numero chiuso eccessivo che poi purtroppo è stato dettato, sospetto ovviamente più che fondato, da esigenze di risparmio. Noi in Italia siamo uno dei paesi che investe meno nella ricerca, che investe meno nelle università, e investe meno in tante cose che sarebbero importanti, e questi sono poi i prezzi che si pagano. L'impatto sulla sanità ovviamente si sta vivendo in particolare adesso, perché ci fu una liberalizzazione nel 69 dell'accesso, considerato che il numero chiuso precedente era troppo restrittivo, si passò alla liberalizzazione degli studi, per cui ci fu una specie di baby boom di iscritti alle scuole all'università, quindi a medicina, quindi poi alle scuole di specialità, a cui si pose rimedio una decina di anni dopo con il numero chiuso. Adesso si rischia di tornare a fare il numero chiuso, che, come ho detto, venne programmato in maniera non corretta nel corso degli anni. Si rischia di passare
di nuovo ad un eccesso posto, ma soprattutto si pone rimedio adesso quando certe sbocchi professionali sono diventati veramente poco appetibili, come dicevo prima. Professor Sandrini, però è anche vero, almeno me lo dicono anche qualche ricercatore che mi collego con l'estero, con l'Australia, con l'America, sì, formiamo molto bene questi ragazzi, ma veramente bene, abbiamo delle università che sono un fiore all'occhiello, però pecchiamo come laboratori. Ecco, all'estero i laboratori sono molto più facili, sono più agevoli, ecco, intrigano di più, e noi qui pecchiamo. È vero, secondo lei, quello che sento? Oppure cercare anche veramente di cercare di invogliare questi ragazzi proprio con i laboratori, con questa ricerca, intrigarli di più, sì, conoscere, ma poi anche metterci le mani. Ecco, vuoi fare l'infermiere, si presentano in 1000 ma ne passano 200. Cerchiamo di vedere che gli altri 800, faccio dei numeri a caso, se volevano proprio fare gli infermieri, cercando di gestirli in maniera diversa, perché se non abbiamo numeri, già più che giochiamo con i numeri che si presentano, invece di eliminare, includere. Cosa ne pensa, professore? Sì, certo, questo è giustissimo. Il problema è che l'Italia, malgrado i finanziamenti che sono notevolmente inferiori rispetto ai paesi più avanzati europei in particolare, ha delle grandissime eccellenze. Per dare un'idea, l'Italia era al secondo posto, penso che lo sia tuttora, nel campo delle neuroscienze per quanto riguarda quindi la produttività scientifica, ed era al sesto posto per quanto riguarda i finanziamenti da parte dell'Europa. Quindi questo indica che vi è da parte degli scienziati, dei medici, dei ricercatori nei vari campi, ovviamente, in generale in Italia un livello ancora molto elevato, con però anche delle grosse forbici che riguardano la qualità non tanto della ricerca ma dell'assistenza, e quindi è molto importante promuovere l'eccellenza. Si era parlato prima della politica a favore del privato a danno del pubblico per quanto riguarda gli ospedali. Bisogna fare anche delle distinzioni molto importanti, c'è privato e privato. C'è un privato che è un piccolo privato con delle finalità prevalentemente speculative, e c'è un privato che è invece di alta qualità, e quindi è giusto che gli investimenti vengano fatti sempre sulla base del merito, della produttività sul piano della ricerca e dell'assistenza. Molto chiaro, professor Sandrini. Ormai siamo in chiusura, sentiamo come chiude Renzo Cararetto, sindaco di Casier, questo sindaco invece che sta cercando di capire cosa era il bene per il proprio territorio, quello che chiedono i cittadini, e soprattutto questa salute pubblica che è messa molto in discussione, specialmente anche qua nel Veneto. Noi abbiamo visto crescere una sanità privata a dismisura, ecco, mentre si dovrebbe puntare sulla sanità pubblica. Il professor Gerosa in questa linea l'ha detto anche ieri, prego. Beh, allora è difficile per un sindaco dare delle risposte in tal senso, perché sappiamo insomma che arriva dall'alto un po' l'impostazione di quello che si dovrebbe arrivare ad avere. Diciamo che nel piccolo naturalmente dobbiamo cercare di insistere, di metterci a confronto. Intanto che la scuola, specialmente quella professionale, abbia un contatto diretto con il mondo del lavoro, perché poi è anche difficile l'inserimento. Ben venga, e lo sappiamo, quanto c'è stato di necessità avere una parte di operatività straniera, perché 1/3 di aziende sarebbero state chiuse, perché noi non abbiamo avuto la capacità di indirizzare una certa gioventù a un mondo lavorativo che è tutto apprezzabile e tutto insomma
di qualità per il bene pubblico. Infatti prima l'imprenditore Schileo diceva non ci sono più ragazzi che fanno questo lavoro che faccio io, ma non ci sono proprio, non è che non vogliono fare il lavoro, io ho detto guardate che non ci sono proprio perché la denatalità si fa sentire adesso. Sì, però in parte secondo me, perché allora noi dobbiamo tener conto, e io dico sempre, di non dare la colpa all'ultimo arrivato, perché la famiglia ha anche la sua importanza. Noi abbiamo vissuto anni, ma è giusto che sia così in parte, che tutti devono avere una cultura, e noi fortunatamente credo che ci arriviamo. Ma non ad è, avere Sindaco, mi scusi, devo correre perché il tempo è tiranno, che sia mancata la formazione. Adesso si accorgono che bisogna fare formazione. Ho capito, ma sempre dopo? Mai anticipare prima? E le cose le conosciamo però. E chi è che deve occuparsi di Come questo? adesso l'intelligenza artificiale, siamo noi, è l'uomo che mette in atto tutto quello che viene doveva fatto. occuparsi di questo? Piani alti. Professor Sandrini, come ci saluta e come chiude? Prego. Beh, ovviamente desidero farvi tanti auguri di buon Natale, buone feste e buon anno, e credo che le considerazioni che sono emerse nel corso della trasmissione siano state come al solito molto interessanti e soprattutto capaci di sensibilizzare chi ascolta la trasmissione su problemi che sono veramente fondamentali per la vita di tutti noi. Grazie veramente, grazie al professor Giorgio Sandrini, già professore ordinario di neurologia, collegato con noi da Verbania. Grazie professore. Buongiorno. Sindaco, invece con quali saluti ci lascia? Che auguri vuole fare? E la politica cosa vuole dire? Quella che conta, come dice lei, piani alti? Che in Veneto va tutto bene. Oddio, dura questa, che tutto sommato, insomma, stiamo dimostrando che il Veneto, da ubriaconi passiamo forse a quelli che investono di più e cercano di trovare le risorse proprio per i propri concittadini, ma l'augurio è di buone feste, ma soprattutto di buona salute, perché avendo pochi medici dobbiamo stare bene. Grazie a Renzo Cararetto, sindaco di Casier, grazie, pubblicità. Grazie. Sulle opere della Pedemontana, e dopo la vittoria al TAR il comune di San Zenone ha ricevuto dalla regione 4.200.000 euro. Il bonifico è arrivato nelle scorse ore. Il sindaco Fabio Marin parla di giornata storica, soldi attesi da anni a compensazione delle opere complementari mai realizzate, come la messa in sicurezza della provinciale 248, i marciapiedi e lo spostamento della viabilità. Ma non è tutto risolto, le risorse restano vincolate perché Venezia ha presentato appello. Finché la controversia non sarà chiusa definitivamente, il Comune non potrà utilizzarle liberamente. Marin però rivendica la solidità del risultato ottenuto e indica le priorità: una rotatoria, nuovi tratti ciclopedonali e interventi per eliminare i punti più pericolosi, soprattutto lungo la Pedemontana, dove oggi il traffico pesante sfiora il centro abitato. Il Comune intanto prepara la documentazione per dimostrare che le opere sono state richieste da anni e che la mancata realizzazione aveva creato un danno evidente al territorio. Per Marin è anche un passaggio politico, è la conferma, dice, che la nostra battaglia era giusta e che ora possiamo guardare con fiducia allo sviluppo del paese. La vicenda ora passa alla giustizia amministrativa, ma a San Zenone si respira cauto ottimismo. Dopo più di 10 anni di attesa, il primo traguardo è finalmente arrivato. E Fabio Maria è qui con noi, grazie, sindaco di San Zenone degli Ezzelini. Certo, andare contro la regione non è stato mica semplice, però c'è Cappardio che si mette in testa, non ti osmovi, neanche a morte morire, però poi sei riuscito a vincere, sindaco. Mica cosa semplice e facile in una regione dove sappiamo quanto difficile era riuscire ad avere ragione in certi contesti, naturalmente. Prego. Sì. Intanto buongiorno Mirella e buongiorno a tutti. Sì, diciamo che l'altro giorno, quando l'ufficio ragioneria mi ha mandato la foto dell'accredito del bonifico
pubblico la felicità logicamente era tanta, perché nonostante ci sia un altro ricorso, ma che insomma rispecchia quello che è stato fatto e scritto fino ad oggi, quindi insomma sono ottimista anche da quel punto di vista. Vedere che arrivano e entrano le risorse che non sono risorse in più tolte a qualcuno, sono risorse che ci aspettavano di diritto al nostro comune per la messa in sicurezza del nostro centro a seguito appunto dell'apertura della superstrada pedemontana veneta. Sono state accreditate, quindi un grande passo, vuol dire che quello che abbiamo fatto fino ad oggi è stato giusto, è stato corretto, i passi sono stati quelli corretti. Ringrazio davvero l'avvocato Zoccarato che ci ha seguito in tutto questo percorso. Adesso sono ottimista anche per un altro aspetto. Fermo, perché abbiamo una telefonata, ha gli occhi che sorride il sindaco, perciò gli occhi sorridono, perciò vuol dire che le cose stanno bene. Graziella da Mestre, vai Graziella. Ciao Mirella, buongiorno al suo ospite e a quelli di prima, perché non ho fatto le chiamate, ne ho approfittato perché anche per farti gli auguri, perché è impossibile prendere la linea. Grazie. E anche per dirti che quel ragazzo che fa le protesi, sono arrivato proprio alla fine del corso, ma lo conosco già, sono sicuro che questa volta con l'aggiunta che hanno messo Paola Mar al sociale sarà una vittoria al 100%. E vi faccio tanti auguri proprio perché sono sicura con la Paola Mar, guarda, veramente sono entusiasta proprio. Ti faccio tanti auguri e mantieniti così, mi raccomando, eccetera eccetera. Grazie cara Graziella, grazie, siete voi che mi mantenete così, ecco la benzina, ecco, avete sentito che qualche grande della televisione, anche lui ha copiato la parola famiglia, questa grande famiglia che ha inventato Mirella. Assieme a voi siamo diventati veramente un numero importante. Ecco l'ascolto, sindaco, si parlava anche prima con gli ospiti precedenti, quanto importante è l'ascolto delle persone che sono veramente ai margini ormai della società, persone che lavorano, non riescono a trovare casa, non riescono a inserirsi nel lavoro. Ecco, cos'è che la preoccupa di più, sindaco? Partiamo dal fatto che comunque dell'ascolto io ho fatto anche il mio modo di fare il sindaco, perché mi sono accorto che le persone hanno proprio bisogno di essere ascoltate, che a volte non serve neanche dare una risposta precisa, a volte solo il fatto che le persone arrivano là e ti rendi disponibile ad ascoltarle è un qualcosa che ti ringraziano e vedi che hai fatto del bene nel stare lì ad ascoltare le persone che più hanno bisogno. E cosa mi preoccupa? Mi preoccupano molto tantissimi aspetti dal punto di vista sociale. Tra l'altro la signora che ha appena chiamato ha parlato appunto di Paola Roma e le faccio l'in bocca al lupo, la nostra nuova assessore al sociale, con la quale abbiamo un bellissimo rapporto, anche perché siamo nell'esecutivo. Adesso lei non sarà più in conferenza di sindaci la nostra presidente, però eravamo nell'esecutivo insieme e ho avuto modo di vedere come lavora, è una persona che lavora bene, per cui sono davvero contento di averla come assessore al sociale. Ma appunto la cosa che più mi preoccupa in questo periodo è sicuramente l'aspetto sociale, l'aspetto delle persone sole, l'aspetto degli anziani che magari non hanno nessuno al loro fianco. Allora c'è questo aspetto, e l'altro aspetto che mi preoccupa maggiormente, ancora di più forse, è quello dei giovani, è quello di riuscire a dare delle risposte proprio ai nostri giovani, che oggigiorno ci sono sì quelli bravi che hanno i loro sogni e che seguono il loro percorso, ma ci sono anche tanti giovani che purtroppo si sentono soli e non ce lo dicono, e questo noi dobbiamo stare attenti a questo aspetto e dobbiamo riuscire a captare questi giovani che hanno bisogno di essere ascoltati, bisogno di essere seguiti. Allora andiamo a vedere anche questo progetto, andiamo a Fonte, perché c'è un paese vicino a Fabio Marin, per vedere cosa si cerca di fare per questi giovani. Già ne avevamo pochi, meglio curarli quei pochi che abbiamo, che invece di giudicarli sempre nella maniera più brutta, perché ne abbiamo anche veramente tanti di bravi. Andiamo a vedere Fonti, progetto giovani. Dovrebbe partire, vediamo se parte. Intanto ecco i giovani e l'importanza soprattutto di non guardare solo i cattivi esempi che abbiamo tutti i giorni, ma di guardare i buoni esempi. Anche lei nel suo comune ne ha diversi. Andiamo a vedere, ecco è pronto il servizio e poi lo commentiamo.
Baby gang, giovani sempre più violenti e aggressivi, spesso armati, pronti a ferire il più fragile, quando in realtà si scopre che fragili sono proprio questi ragazzotti che si improvvisano bulli. È per contrastare questi fenomeni che stanno preoccupando l'opinione pubblica, soprattutto negli ultimi tempi, che il Comune di Fonte ha deciso di mettersi in gioco e venire incontro in maniera concreta ai giovani del paese, soprattutto i più emarginati, con la consapevolezza che le istituzioni devono essere dove sono i ragazzi, non il contrario. È da questo presupposto che parte il progetto Operatività di strada e di comunità, che vede gli educatori scendere sul territorio, tra bar, parchi, piazze, presidiando le aree più deboli, incontrando i giovani e intrecciando contatti con scuole, associazioni sportive e famiglie. Noi abbiamo voluto anticipare, prevenire un certo tipo di disagio. Ecco perché è fondamentale mettere in rete una comunità che stia per loro. Davvero, quindi questo vuole essere un progetto sentinella, possiamo chiamarlo, che prevenga questo tipo di fenomeno, cercare di anticipare quello che potrebbe essere un problema che altrimenti non saremo in grado di gestire. Primo appuntamento il torneo di calcetto che ben 9 squadre, di cui 2 femminili, con una 60ina di giovanissimi del paese, hanno disputato al Palafonte. Un primo passo che va a concretizzare il lavoro di mesi. Come siete riusciti a coinvolgerli, a farli partecipare a questa iniziativa? L'ascolto è stata la cosa fondamentale, mettersi a fianco a loro, non davanti a loro, ma accogliendo le loro istanze, le loro richieste. Questa è stata la chiave vincente, anche grazie a dei professionisti che davvero si stanno muovendo nel territorio, ma la vera chiave vincente di questo è che tutta la comunità si è attivata a supporto di questi ragazzi. E l'idea è che possa essere da esempio per altri comuni del territorio. Crediamo davvero che recuperare anche l'ultimo ragazzo sia una cosa in cui ogni istituzione deve credere e deve fare. Siamo qui per questo. Belle queste parole, recuperare anche l'ultimo ragazzo. Prego, Sindaco Marini. Sì, tra l'altro è il mio vicino di casa, esatto. carissimo amico, abbiamo una bellissima collaborazione davvero col Sindaco Matteo Somadossi. E questo progetto io spero sia un progetto pilota. Noi a San Zenone ne avevamo fatto una piccola parte con gli operatori di strada, però un progetto come questo, calato proprio sulla comunità e dove si partecipa la comunità, secondo me è un progetto proprio innovativo che potrà essere anche di spunto a tanti altri amministratori e tanti altri comuni, me stesso con il mio comune. Un progetto che si condivide con la comunità è importante, perché i progetti, quelli calati dall'alto, quelli che non trovano direttamente, come ha detto il sindaco, bisogna ascoltarli e non mettersi davanti, non mettersi al di sopra dei nostri giovani, ma stare al loro fianco. Quella è la cosa più importante a mio parere, quindi sono ottimista da quel punto di vista per quanto riguarda questo progetto. Secondo me darà dei bei risultati e faccio i complimenti al mio collega, perché insomma sta facendo crescere Fonte come non mai e si vede anche da questi progetti proprio rivolti al sociale. Sindaco, non sarebbe però il caso anche adesso, visto che in Regione cambieranno tante cose, ecco, c'è anche una ventata fresca, dobbiamo dire la verità, abbiamo visto i nomi che sono stati fatti, nel senso sono anche tutte persone sembrano preparate per il ruolo che dovranno percorrere, soprattutto quello che ha detto Alberto Stefani, il nuovo Presidente della Regione. Non voglio polemiche, non voglio critiche, voglio che lavoriate sul pezzo che vi ho assegnato. Mi sembra di buon auspicio, soprattutto per i giovani, ecco, per queste figure anche sulla sanità che vuole tenerla, che l'ha tenuta per sé, però affidandola anche a una persona molto competente che è il professor Gino Gerosa. Sembra che forse questi giovani abbiano finalmente un qualcosa dove appoggiarsi, dove capire che forse c'è qualcuno che lavorerà per loro. Speriamo, io sono ottimista, vedremo se succederà. Ma sai che ho fatto lo stesso pensiero, perché sono molto ottimista anch'io su questo. Tra l'altro è una cosa bella è che ha dato la delega alle politiche giovanili a un consigliere che è Morena Martini, che anche con lei salutiamo. Insomma, una persona meravigliosa con la quale anche con lei ho un bellissimo rapporto, professoressa, docente, quindi che conosce benissimo le nuove generazioni, sensibile. Finalmente che ha fatto una Morena. Brava Morena. No, che conosce benissimo le nuove generazioni e secondo me sarà proprio una persona con la quale possiamo confrontarci, alla quale tra l'altro vorrò presentare la consulta dei giovani che abbiamo istituito a San Zenone, dove abbiamo un bel gruppo di ragazzi e ragazze che si danno da fare per il nostro
territorio, e ce ne sono anche tanti altri in giro per il Veneto che partecipano a quella che è la vita amministrativa, che danno le loro idee a noi amministratori. Quindi insomma di questo sono contento. Poi per quanto riguarda la sanità, insomma, diciamo che avere ora un esperto che ci ha lavorato dentro e come ci ha lavorato in questi anni della sua vita lavorativi, speriamo sia davvero secondo me è già un messaggio positivo e ottimista questo che è stato lanciato dal Presidente. Mi complimento per la squadra, perché secondo me è una gran bella squadra quella che ha costituito come giunta. La squadra, quanto importante è avere anche per un sindaco una squadra coesa, una squadra che indipendentemente che faccia parte del proprio partito, che non venga gestita dalla segreteria, di avere le persone nel pezzo, perché non sempre succede questo, anche voi dovete confrontarvi con realtà che non c'entrano niente, persone calate dall'alto, dalle segreterie. Invece l'importanza della squadra è fondamentale, e quella che tiene coesa e unita la squadra è il sindaco, non c'è niente da fare. Guarda, prego. La squadra è qualcosa che se ce l'hai riesci a fare le cose. Se sei una persona sola al comando che pensa di poter fare tutto da solo, sbagli. Anche perché la squadra, intanto per collaborare, per riuscire a fare tutto quanto e starci dietro, serve la squadra, ma è anche e soprattutto quello strumento giusto e corretto per riuscire a captare dal territorio le cose che vanno, le cose che non vanno, perché il sindaco non può esserci dappertutto. Ci proviamo, ma non possiamo esserci dappertutto, e magari neanche non abbiamo, tutte le persone magari non ci dicono neanche tutto quello che pensano, no? Avere una squadra invece che sia lì, che lavora al tuo fianco, ma anche che sia nel territorio, che sia a contatto con le persone, è la cosa migliore. Io vedo che in questi anni da amministratore e da sindaco è proprio la squadra che manda avanti tutto. Questa squadra che anche in provincia, volevo sentire anche il suo parere, adesso ci saranno le elezioni provinciali, qui si parla della provincia anche di Treviso, sì. E saranno i sindaci ancora una volta che eleggeranno, anche se abbiamo sentito la volontà di ridare in mano ai cittadini l'elezione del presidente della provincia. E qua come andrà a finire secondo lei? Perché sarà un'elezione importante, stiamo parlando delle province, anche se devo dire la verità non ho ancora capito se ci sono, se ci stanno, se ci fanno, perché è molto difficile dopo quello che abbiamo visto, che è stata smembrata la provincia, sì, e molte attività che veramente funzionavano sono state portate in regione, poi non si è saputo più niente. Come vedi la situazione? Allora, la situazione, vedo che se dobbiamo tenere le province, dobbiamo anche dare il potere alle province di poter attuare le politiche che devono portare avanti nel nostro territorio. Tra l'altro la provincia è anche più vicina, no, rispetto alla regione sotto molti aspetti al nostro territorio, quindi si riesce ad avere anche degli interlocutori. Adesso che noi come sindaci votiamo, adesso andremo a votare il presidente, però solitamente votiamo anche i consiglieri, e quindi si forma una squadra di amministratori che dal proprio territorio, dal proprio comune, vanno anche in provincia a fare i consiglieri e quindi a portare avanti quelle che sono le politiche e le competenze che in questo momento la provincia ha. Riuscire ad avere filo diretto proprio è fondamentale. Logico, la provincia ora come ora i poteri che ha sono limitati, e ne ha molti di più la regione con la riforma che è stata messa in atto. Non so se per il futuro, so se per il futuro ci saranno dei cambiamenti, però se dobbiamo tenere in vita e dobbiamo avere le province, sicuramente devono avere un po' più potere decisionale anche e operativo per risolvere tante problematiche che nel nostro territorio abbiamo. Non ne sembra, qualcuno mi dice: ma cosa servono le province, Mirella? Abbiamo già i comuni e la regione, perché creare un altro ente? Tanto è vero che tanti anni fa era un ente parassitario, ecco, si parlava appunto dove metto il trombato, lo metto in provincia e ho risolto il problema, perché funzionava così, è vero sindaco? No, perché dobbiamo dire anche la verità. Nel momento che invece stavano decolando con l'ufficio per l'impiego, con tante cose, è diventato un caos totale. E allora il cittadino che paga le tasse, che non ha, io dire la verità, cittadini in provincia ne vedo veramente molto pochi rispetto invece all'inizio, dove specialmente con l'ufficio per l'impiego era diventato un punto fondamentale dove tu veramente cercavi il lavoro. Adesso non abbiamo capito ancora in regione se c'è o non c'è, ma che veramente non ci si arriva, è difficile. Beh, guarda, io ho portato avanti con la provincia ancora quando era presidente Leonardo Muraro ancora, ero responsabile dei progetti giovani della provincia di Treviso. Quando la provincia aveva più potere nel territorio, secondo me i cittadini erano anche più contenti, quindi secondo me c'è una distinzione da fare. Un ente che
fa nel territorio, che può essere incisivo nella vita dei cittadini. È un ente che un cittadino dice vabbè, c'è la provincia, c'è il comune, c'è la regione, ok, ma se l'ente è utile a compiere qualcosa per il territorio per i nostri, e per noi cittadini, allora può anche starci. Logico che se togliamo poteri agli enti e dopo non si sa bene dove andiamo a mettere questi poteri, a chi andiamo a darli, allora lì l'attenzione, magari anche la rabbia da parte del cittadino che dice sì, ok, ma se c'è un ente che è poco incisivo nel mio territorio, a cosa serve? Anche allora perché ha dei costi molto alti. Esatto, poi. anche perché ha dei costi alti, ma i costi è giusto sostenerli se c'è incisività nel territorio, se c'è riscontro per il territorio, allora sono dei costi che dici un cittadino è contento, perché io vedo anche nel mio comune, se le cose vengono fatte il cittadino è contento, non gli interessa se c'è 1, 2 o 3 impiegati in comune, se questi 3 impiegati in comune lavorano e fanno le cose il cittadino è contento. È questa la differenza ed è su questo che dobbiamo lavorare e porre l'attenzione, e se ci sarà una discussione per quanto riguarda le province dobbiamo appunto puntare su questo, che siano davvero utili. O il ritorno o l'eliminazione, esatto. allora. Però per dire, noi con la provincia utilizziamo molto anche la stazione appaltante, per dire che per i comuni quando si supera una certa cifra appunto per gli appalti bisogna riferirsi alla stazione appaltante, e lì la collaborazione c'è, funziona bene, quindi ci sono delle funzioni che la provincia ha e deve mantenere e portare avanti se questo ente appunto deve esserci. Quindi non sono uno di quelli che dice no, chiudiamo tutto, non va bene, sono uno di quelli che dice se le cose funzionano facciamole andare avanti, se le cose non funzionano o chiudiamo o cambiamo un attimo le cose. Però bisogna anche che ci sia una certa trasparenza sul lavoro che viene fatto all'interno delle province, perché ripeto, ad oggi non si sa, non si riesce a capire come funzionano, quali sono i comparti veramente stagni da capire, perché è là il grande problema, perché veramente sono i dirigenti adesso che hanno in pugno la situazione, o sbaglio? Sì, là forse sai Mirella, secondo me è anche un aspetto comunicativo da parte delle persone, perché chi lavora all'interno di un ente quello che fa magari lo fa di prassi eccetera, anche adesso che ti ho riportato uno degli esempi di quello che la provincia può fare, cioè delle stazioni appaltanti, anche quello un cittadino non lo sa. Dice ma cosa può servire, cosa fanno, esatto. Quello, ma anche tante altre cose. Noi abbiamo collaborazioni con dei consiglieri per quanto riguarda la viabilità o per quanto riguarda anche le stesse politiche giovanili, ci sono delle cose che vengono fatte, logico, vanno comunicate, se in questo periodo non sono state percepite bene magari sarà nostro dovere confrontarci con i consiglieri provinciali che hanno le deleghe e far capire questa cosa. Quello che mi sembra, Sindaco, e per quello le ho fatto la domanda, è che ci sia poca trasparenza su quello che è la provincia attuale. Cosa fa? Che risposte potrebbe dare ai cittadini? A chi deve rispondere? Perché all'improvviso noi vediamo queste mega strutture, perché noi qui a Treviso abbiamo una mega struttura, io la chiamo Versailles perché è talmente bella, è vero, sì, Sindaco? Perché bisogna dire anche quello che è dicese, ma coi costi che ha vorremmo anche capire come funzionano queste province. Come dice lei, in futuro cosa diventeranno? Adesso ho sentito che anche la polizia forestale sta avendo dei problemi, non c'è più neppure la polizia forestale, è stata assorbita dalla regione, o sbaglio? Bisogna, allora, da quel punto di vista, secondo me, per quanto riguarda le province, per dire, noi come sindaci ogni anno facciamo le assemblee, ci riuniamo in provincia e votiamo quello che la provincia fa, quello che la provincia spende anche per le risorse, per quanto limitate che può avere. Noi sindaci lo facciamo, però anche questa cosa, sai, secondo me non è percepita. Tu lo sai che noi sindaci ci riuniamo 1 o 2 volte l'anno in assemblea, votiamo e parliamo del bilancio. Perché vi vedo perché il Banco Solidale là vero, sì. Loro non li vedo mai che vengono a vedere la Mirella e il Banco Solidale. Però ci vedi passare, però ci vedi passare. Ecco. Quindi sì. Ma l'importanza di questo Banco Solidale, lo conoscete voi almeno questo Banco Solidale? Tu sai che lo conosco e sai che so quanto importante è, so quanto importante è quello che fate e andate a fare, specie anche per
per le famiglie che sono in difficoltà. Quindi Mirella, da quel punto di vista, anzi, complimenti a te e a chi porta avanti queste iniziative. Detto però questo, lo sai, insomma, non ecco, serve. Detto questo, sì, volevo capire, anche è stata la giornata dell'Alzheimer, io so quanto lei sia vicina a questo tema molto particolare, lei ha avuto la mamma, ha scritto anche un libro, fatto anche un trailer. Ecco, cos'è la sensibilità per un sindaco, l'importanza della sensibilità proprio in quelle realtà che veramente sono difficili da supportare anche per voi, perché economicamente è un costo? Guarda, l'altra sera ero in un comune a presentare il libro, appunto, e mi hanno proprio Ricordiamo il titolo? Non ti scordare di me, parliamo io e te mamma, e mi hanno proprio fatto questa domanda sulla sensibilità, ma mi hanno fatto la domanda se l'esperienza che ho avuto con mia mamma, che purtroppo appunto questi 10 anni di Alzheimer che abbiamo vissuto insieme a lei in casa, se è qualcosa che ha influito anche nella mia vita, anche quella amministrativa. E molte persone quando mi incontrano, riconosco che sì, ho una certa sensibilità, ce l'ho. E la risposta è sì, e penso che sia importante che noi sindaci un po' di sensibilità ce l'abbiamo, perché con la sensibilità vai a riconoscere davvero i veri problemi delle persone, vai anche a riconoscere quelle che possono essere le soluzioni utili per le persone, perché quando non c'è un po' di sensibilità fai le cose come una macchina, no? In automatico, ma io penso che anche in politica e anche nella vita amministrativa sia fondamentale tenere in considerazione quelli che sono i sentimenti, perché per quanto si debba molte volte affrontare anche in maniera fredda tante questioni, penso che la sensibilità, i sentimenti e le emozioni calate nelle progettualità che si vanno a portare avanti abbiano un valore aggiunto rispetto a tutto il resto. Sindaco, non le sembra che anche voi sindaci questi fondi del PNRR forse impiegarli di più sul sociale, sull'aiuto al cittadino, alle fragilità, perché noi abbiamo visto tanto cemento alla fine ma poco aiuto alla persona, non forse anche nel 2026 dovrete aprire un altro registro, più stare vicino alle persone, basta cemento? Allora sì, ci sono state molte opere sicuramente col PNRR che sono state finanziate, opere pubbliche, ci sono state finanziate anche opere nel sociale. Tra l'altro hai detto 2026 e 2026 è una data che noi sindaci stiamo guardando anche con un po' di preoccupazione, perché? Perché è il momento in cui dovremo proprio far partire gli ambiti territoriali che sociali, che ancora non si sa a tutti gli effetti, ma su questo torno in campo appunto con l'assessore Paola Roma, che con noi ha seguito questo percorso, per cui sono certo che le risorse giuste che ora ci dovranno essere. Tra l'altro una delle prime cose che, guardando la diretta quando hanno annunciato la giunta, che il presidente Stefani ha detto è stato proprio parlare del sociale, e questo penso sia molto importante, sia anche questo un segno di grande sensibilità, e quindi penso che ora come ora e per il futuro nel sociale, l'abbiamo capito tutti, le risorse devono esserci, dovranno esserci, e permettimi di dire che dovranno essere utilizzate nella maniera corretta, che vadano proprio a incidere più vicino alla persona, non i grandi progetti finanziati per qualcuno, ma che vadano a incidere proprio nella vita dei nostri cittadini. Gli auguri di Natale, con quali saluti ci lascia, Sindaco Marin? Io auguro a tutti di passare un buon Natale, per chi ha una famiglia, una rete familiare, di riuscire a vivere l'amore che la famiglia può trasmettere in questi momenti, e a chi è solo auguro davvero di avere comunque qualcuno da chiamare, da sentire, anche per dire ciao, come stai, tanti auguri, buon Natale, o auguro a loro, appunto a chi è solo, di ricevere una telefonata, perché una telefonata con un augurio sincero può, anche se si è soli, scaldarci il cuore. È vero, l'ascolto è fondamentale. Con queste parole noi ringraziamo tanto Fabio Marin, sindaco di San Zenone degli Ezzebini, di essere stato con noi, per questa sensibilità che gli diciamo continui ad avere, perché è fondamentale. Basta cemento, abbiamo bisogno di sostegno psicologico che viene solo fatto con l'ascolto. Grazie Sindaco. Grazie, e noi andiamo a vedere il vostro assegno, l'assegno che darà Mirella, perché veramente sono assegni importanti che fanno respirare. Grazie e a domani. Ciao grande famiglia. Questa mattina andiamo a trovare una persona, una ragazza che voi conoscete, una bellissima ragazzina. Andiamo. È il suo compleanno. Buongiorno.
Buongiorno mamma, buongiorno mammina, con i cagnolini. Io so che qui c'è un compleanno questa mattina. Ciao cara. Ciao. Permesso, dov'è la nostra bimba bella? Ciao Elsa. Io so che oggi è il tuo compleanno. Ma dai, e quanti anni fa la Elsa? 14. Allora, intanto tanti auguri dalla grande famiglia di Rete Veneta. Ti abbiamo messo anche la farfallina, ciao amore, perché così puoi volare, è vero? Come va intanto Elsa? Oggi un po' così perché mezza stanca, mezza no. Adesso io mi siedo vicino a te, vorrei anche la mamma vicino a Elsa dall'altra parte, eccola qua, vieni vicino alla Mireluccia. Ti piace intanto questo cestino? Sì, è bellissimo. Rosa, perché femmina, cioè non si può. È rosa e basta, non ci sono dubbi qua. Ma soprattutto perché io so, almeno quando avevo la tua età, che mi faceva tanto piacere ricevere i fiori. A te? Boh, non lo so. Sono i primi davvero, dice Sì, la mamma? sì. Allora speriamo che siano di buon augurio. Ma ti piacciono i fiori? Sì. Gli animali? Beh sì. Animo sensibile. Ascolta Elsa, tu sei venuta in trasmissione. Cosa ti è rimasto di quella sera? Felicità sicuro, gratitudine nei confronti vostri e questo perché adesso non viene in mente nient'altro. A me invece viene in mente una cosa, che tu hai conosciuto una persona, un ragazzo, quella sera, che ti ha dato e anche cercato di darti una carica per dire vai avanti e combatti. Ti ricordi? Sì. E cosa hai provato quando lui ti dava tutta questa energia? Ero felice perché vedere che qualcuno che non vive una vita normale la vive a modo suo è bello. Ascolta, per chi non ti ha visto quella sera, vuoi spiegare la tua malattia cos'è? Praticamente è una sindrome che stanca e che porta a altre disfunzioni, tipo manca la concentrazione, dolori vari in tutto il corpo e questo in breve. Praticamente tu non riesci ad andare a scuola, non riesci neanche a studiare perché ti stanchi e non riesci ad andare avanti nello studio, perciò è una malattia invalidante. Sì, esatto. E cosa si potrebbe fare secondo te? Cioè, che aiuto chiederesti? Un aiuto alla ricerca che è seguita sia in America, più che altro in America, ma anche qui ci sono punti di raccolta fondi. E l'aiuto che chiederei è raccogliere fondi per la ricerca. Allora, qui c'è la mamma, tua mamma Stefania. Allora, tu hai visto, penso tu abbia visto la puntata di lunedì sera I Veneti Schiacciati, dove abbiamo fatto vedere la storia di Diego, un altro uomo che soffre della stessa malattia di Elsa. La sua è molto invalidante. Cosa vuoi dire? Posso dire che questa malattia purtroppo ha tanti gradi diversi e negli adulti, soprattutto negli adulti, perché loro si sforzano di andare avanti, hanno una famiglia da mantenere e il loro grado di severità aumenta sempre di più e non si torna indietro perché la malattia non è curabile in questo momento e come avete visto Diego è in una situazione di severità. Quindi noi veramente speriamo che i ricercatori possano trovare un farmaco per lui, per chi sta un po' meglio, per i giovani come Elsa. Un'altra cosa che ha detto Diego sono questi integratori, che qui in Italia costano una follia, mentre in altre parti, tipo in America o anche in Canada, diceva lui, costano molto molto meno. Sì, ecco, rispetto al discorso, lui parlava proprio di un farmaco in quel momento. Come si sa, quando una persona è disperata, sta malissimo da 8 anni, vorrebbe provare tutto quello che è possibile. Questo farmaco all'estero ci sono degli ammalati che dicono di aver avuto dei benefici, però purtroppo non ci sono studi scientifici che lo dicono. Ecco che Diego e altri ammalati vorrebbero poterlo provare. Personalmente dico, se uno è ammalato dovrebbe poter almeno provare, anche se questo farmaco non è autorizzato per la sua malattia, in questo caso è autorizzato per l'HIV. Qui in Italia invece i medici non prescrivono perché lui non ha l'HIV. Ecco che diventa per lui impossibile almeno provarlo, cioè lui vorrebbe far da cavia, come e ne abbiamo anche in associazione altri giovani
che sono in contatto con tutto il mondo e stanno provando tutto quello che è possibile provare. Una cosa che fa strappare il cuore, come hai detto tu hai detto Diego, io ho detto, ma una mamma che si alza la mattina e vede sua figlia in queste condizioni e saper di non poterla aiutare più di tanto, non è una devastazione, però io so che tu sei una mamma guerriera, una mamma che ti sei messa in gioco, che ti dai da fare tutti i giorni proprio per aiutare tua figlia e tutte le persone come tua figlia o uomini che hanno questa difficoltà e questa malattia. Sì, bisogna cercare di vincere proprio lo scoramento che ci prende ogni giorno, perché anche con mio marito, lui è molto impegnato col suo lavoro, però ogni giorno ci diciamo ma com'è possibile, ma non è possibile che non possa avere l'energia per andare avanti, cioè a questa età non riuscire a stare in piedi, perché adesso lei è seduta, ma dopo avrà sicuramente un piccolo crollo, mentre so che Diego l'altro giorno, per l'emozione della trasmissione, per aver parlato quei 10 minuti forse davanti alla telecamera, lui ne sta ancora soffrendo, proprio loro hanno proprio dei crolli perché hanno usato più energia di quella che il loro corpo produce. Ecco che noi come genitori come possiamo non far niente? Allora, non possiamo aiutarli praticamente perché medicine non ce ne sono, almeno tentiamo di far conoscere la malattia e con queste raccolte fondi di dar modo ai ricercatori di tentare di portarci un sollievo, perché fra l'altro le persone dell'età di Diego dicono: per la nostra generazione non abbiamo speranza che ci sia qualcosa, e già questo è bruttissimo sentirlo, perché insomma lui ha 50 anni ma abbiamo ammalati di 30, di 20 e quindi anche loro, Diego si è messo ha messo la propria faccia con la sua famiglia per dare speranza ai ragazzi e ai bambini, perché ce ne sono sempre di più. La nostra dottoressa Zilli, che è una pediatra, ci dice che i casi pediatrici sono in aumento, ma fra l'altro i pediatri non conoscono la sindrome e quindi fanno girare questi ragazzi e loro famiglie per mesi. A noi sono serviti 9 mesi per sapere che era questa e siamo stati anche fortunati. Bene, allora noi, visto che è il compleanno di Elsa, questo è un regalo che la grande famiglia di Rete Veneta ha fatto a Elsa, questi sono tutti tuoi, ecco, li potrai spendere come desideri, questo è un regalo che ti facciamo noi per darti speranza, ma soprattutto perché oggi è il tuo compleanno e il compleanno va fatto coi regali. Allora, oltre ai fiori, io non sapevo cosa regalarti perché bisogna conoscere anche le persone, è la tua età, perciò questo è un regalo che noi ti facciamo e ti potrai comprare tutto quello, cioè quello che a te piace di più. Va bene? Cosa vuoi dire? Che sono senza parole letteralmente. No, sul serio. Grazie 70 milioni di volte. Dimmi, Elsa. No, un regalo per te, per ringraziarti dei soldi e di tutto. No, bellissimo! Guardate cosa mi ha fatto Elsa. La mirelluccia. Oh, bellissimo. Vieni qua, ti do un bacione. Ma è proprio bella, eh? Io mi vedo sempre brutta, poi mi vedo veramente bella. Guarda. Grazie, grazie veramente, grazie. Grazie, grazie, grazie. Bellissimo, guarda. Cara. Elsa, come ti trovi con questa sedia a rotelle di Roberta? È molto utile, utilissima direi, perché riesco a muovermi di più e anche andare a fare visite in ospedale dopo non mi comporta 7 giorni di stanchezza, ma magari meno. Ecco, perciò per i movimenti, diciamo, visto che non puoi stare molto in piedi e camminare, ti ha aiutato molto questa sedia a rotelle. Al momento l'avevi vissuta male, invece adesso vedo che l'hai proprio accettata, nel senso che sai che ti fa bene. Sì. È vero, cara? Dai. Io vi ringrazio
ringrazio ancora con questa bella, veramente bella giornata. Ho iniziato una bellissima giornata con Elsa, con sua mamma, ma soprattutto con la volontà di lottare e di vincere queste battaglie per vincere la guerra che è la ricerca. Ciao!